Che dieta consiglia una persona di 40 anni che mangia solo sughi pronti? Chi mangia solo? Sughi pronti. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Applauso. E vai. Qui con me un ragazzo piuttosto piacente, Stefano Ciao. Rapone. Stefano, come va? Bene, dai, abbastanza stanco, però si Stai a procede. lavorare troppo. Troppo. Basta. Non ti riesci a riposare? No, Quando stacchi, vai a casa, riesci a mai, dormire? mai. No. Tu? Ma sì, non lo so, guardati un film, ti guardi un film e ti addormi. C'ho tempo, che mi guardo? Non so che guardarmi. Io un po' di film me li sto a guardare. Che ti sei visto? Recentemente mi sono visto Cars 4. Ah, Sì. come mai questa scelta? Cioè, che Io pensavo finisse al 3 Ah. e poi ho trovato sto link e mi sono scaricato questo qua, c'era scritto questo è il film, This is the movie Cars 4. Ho detto beh sarà, Dove l'hai trovato? sarà su un sito strano, l'ho scaricato. Ah, bello. È strano, cioè mi sembra che con questo quarto film puntino più a un pubblico, penso, adolescente. Perché che succede? Perché ci sta lui, il protagonista, come si chiama? Cars, e dice, Immagino, sì, Cars. E ci sta lui che si innamora, classica storia di questa Cars femmina, che è rosa, chiaramente, perché Certo. e a un certo punto si abbracciano e lei gli dice ma hai un pistone sotto al cofano o sei solo contento di vedermi? Hai capito? È quel film là e lui dice no, ho un pistone sotto al cofano, baby. E poi niente, c'è questa scena che tipo se si sfregano gli pneumatici, si accendono i clacson, capito? E Tra macchine. Tra macchine. E lui le dice vorrei mettere il mio pistone nel tuo tubo di scappamento. Sì, e lei gli dice va bene, ce l'hai l'assicurazione? E lui fa no, io non so assicurato. E lei fa ma che sei matto? Senza assicurazione non faccio niente. E lui dice no, ma che assicurazione? È troppo difficile. Lei dice no, le assicurazioni non so difficili. Di che difficoltà parli? E lui le dice no, perché l'assicurazione me lo sono segnato perché era un dialogo toccante. Certo. Io non ci capisco niente, vivo questa frustrazione riguardo all'aumento dei premi assicurativi, non faccio incidenti e comunque mi pare che l'assicurazione aumenti. Risparmiare mi sembra così complicato e poi aggiunge comunque ho fatto le analisi, capito? Certo. E lei dice ma che c'entra questo? Adesso è semplicissimo assicurarsi, anzi è facile.it. Facile.it confronta le assicurazioni per te. In pochi secondi scopri quanto puoi risparmiare senza dover consultare decine di siti diversi. È un risparmio di tempo, burocrazia, stress e di denaro. E lui dice dove lo posso trovare? Lei dice il link in descrizione alla puntata di Tintoria. Lo trova e lui dice lo faccio subito dal cellulare. Tu intanto apparecchia il portabagagli che c'ho il pistone che mi esplode. Bello. Comunque l'ho trovato toccante. No, bello, sì, ho capito perché anch'io l'ho visto, ho visto anche il sequel. Il sequel, non l'ho visto io. Che c'è me lo lui devo che vedere. è un po' più vecchio, invecchiato, e infatti va dal meccanico e dice guarda non mi si alza l'albero motore. Certo. Alla sua età è normale. È normale. Dice, però c'è un metodo facilissimo per farsi alzare l'albero motore, basta un click. Molto bene, anche stasera l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatto. Con l'eleganza che ci contraddistingue, certo. Ma non è certo grazie alla nostra conoscenza delle automobili se siamo arrivati a fare tutte queste puntate. Certo, non è grazie alle analisi che comunque facciamo. E rispettiamo se siamo arrivati a fare oltre 300 puntate, certo. Diciamolo adesso, certo. Si può dire. Deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta, quindi senza ulteriori indugi vi presento l'ospite di questa puntata, signore e signori, solo per voi, Bruno Barbieri. Che accoglienza, buonasera a tutti, ciao. Grazie, che figo. Allora, ti dico la verità, di solito non sono così, e questo non lo dico a tutti gli ospiti, sono particolarmente carichi, è molto, cioè questo ti fa, sono qui per te evidentemente, Sì. Di certo non per noi prima siamo entrati, c'era il gelo. Sono molto emozionato, bello. Vedi, anche... Grazie di essere venuti qua questa sera per me. Che bello. Anzi, per noi. Tutti, no, per te. Per lui, per te.
tutti in rosso, non sono male. Bello. E grazie a te di essere venuto ospite a Tintoria. Stefano, che pure Sì. era emozionato, mi sa si era preparato una domanda per te. Sì, come stai? Abbiamo una domanda di riserva? Anche, però intanto questa. Bene, molto bene. Arrivo da un lungo viaggio perché arrivo dagli Stati Uniti e ho appena cominciato di nuovo la nuova edizione di Masterchef e stiamo lavorando Certo, a tutto quello che vedrete tra un po' di tempo e quindi sono molto carico, mi sono riposato e quindi molto bene e sono felice di essere qua questa Ma sera. sei arrivato quando sei arrivato? Dagli Stati Uniti? 10 giorni fa. Ah, ok. Quindi non hai il jet lag, sei tornato... No, sono... Ok. Perché ti sembra uno non a posto? No, pensavo da poco, chiedo perché... da pochissimo. quindi Stai mi meglio chiedevo- di tutti qua dentro, Sì, te esatto, lo dico sì. proprio Sì, sì, così, sì, a un si primo vede, sguardo si mi vede. pare che stai meglio di tutti. Stefano però, Certo. mi sa si era preparato, mi aveva detto anche un'altra domanda? Sì. Che hai fatto oggi? Tanta roba. E lui è così, Allora, intanto mi sono svegliato stamattina prestissimo perché ero a Milano e ho preso un treno. Sono arrivato a Roma, ho mollato, ho fatto una cosa un po' strana. Allora, ho mollato tutta la valigia in albergo, poi sono andato a trovare un piccolo artigiano romano, che poi ho scoperto che non era romano, perché sono andato a farmi fare le scarpe per la finale di Masterchef. Sì, certo. Yeah. In questo posto dove fanno le scarpe al Papa. Ah, Oh, no, vabbè. tanta roba. Quindi fanno le scarpe per il Papa. Non sto scherzando. No, ti credo. Sei l'unica persona Aspetta. a cui credo quando mi dice questa cosa. Però la storia nasce così. Allora, perché poi è tutto strano, no? È che Vai. le scarpe sono fighissime. Sono una bomba bellissima, Ma veramente aspetta. belle. Aspetta, no. Vai, dimmi. La storia nasce così. Allora, a un certo punto ero a Palm Beach, Certo. in Florida, e mi invitano a un party. Vabbè, un party di amici americani, così, insomma, vabbè, vado a sto party e dopo un po' entra un tipo italo-americano, alto 1,5 m, più basso di me, alto 1,60 m, 1,70 m, che poi ho scoperto che di professione fa il gioielliere. Sì. Quindi è arrivato dentro, era tutto pieno di collane, diamanti, cioè uno mezzo fuori, no? Arriva dentro, allora iniziamo a parlare e appena entra gli guardo le scarpe. Mi piaceva delle scarpe bellissime. Allora cosa faccio? Faccio di nascosto una foto alle scarpe, perché sai, non volevo chiedergli dove le hai comprate. Perché non si fa in America. No, Già hai è capito? una caduta di stile se chiedi. Hai capito? Allora Capisco. faccio di nascosto col cellulare una foto al piedi del tipo. Vabbè, faccio la foto, poi dico, cazzo, però ho capito, faccio la foto, ma poi come faccio a capire insomma dove le ha comprate? Allora dico, vabbè, dai, adesso gli faccio una roba così, gli faccio un paio di domande, sai, c'è tutta sta gente, iniziamo a bere, a mangiare, vabbè. Allora dico, scusa, ma poi mi dicono, sai, lui è italo-americano, parla anche italiano. Allora dico, dai, rompiamo il ghiaccio, vado in italiano e gli dico, scusa, ma tu viaggi sempre così? Perché era tutto ingioiellato, tutto, dico, ma non ti fa un po' paura di girare in strada pieno di diamanti, anelli, collane, robe, cose? No, dicevo, qua è tutto tranquillo. Poi sai, io ho i miei bodyguard, mi giro, c'erano 4-5 ragazze di colore, hai capito? Tutti, anche loro, con tutti ed erano i bodyguard. A un certo punto gli faccio, scusa, ma posso chiederti una cosa? Hai delle scarpe bellissime. Dico, ma le hai comprate qua a Miami? No, perché dico, mi piacciono molto, mi piacerebbe comprare. Dice, no, le ho comprate a Roma. A Roma? E lì mi si accende, io mi ero già fatto il viaggio per mettermi per la finale di Masterchef. Allora gli dico, a Roma, lei come? Sì, dice, guarda, da un artigiano che fa le scarpe al Papa. Dico, vabbè, non è che posso andare in giro, artigiano, fa le scarpe al Papa, dico, questo, hai capito? E allora poi mi sono fatto dare l'indirizzo, insomma così, allora oggi ho fatto questa cosa, ma la cosa interessante è che arrivo lì, entro. Allora io pensavo che fosse, insomma, un posto tutto italiano, tutto. Allora, erano 2 peruviani. I migliori dei romani.
Erano due peruviani che abitano a Roma da circa 25-30 anni, il padre, poi c'era il figlio. Allora, poi mi hanno fatto vedere, insomma, che c'erano le foto quando facevano le scarpe. Ho fatto questa cosa qui, ho organizzato per farmi fare le scarpe per la finale di Master. Infatti stupende, molto belle. È come, infatti volevo chiederti, quale papa? Cioè, a quale papa fanno le scarpe? A tutti i papi o a un papa preciso? No, in realtà a quello, adesso Papa Leone. Ah, ok. Adesso. Quindi è recente. Cioè, è recente, okay. Sì. Se le fa fare rosse, belle, neanche male. Cioè, ha uno che ha abbastanza sbuzzo, capito? Uno non è uno... Cioè, si mette delle cose carine ai piedi. Vabbè, allora, è giusto. Chiaro, non me le sono fatte fare rosse perché... Beh no, non è che ti puoi far fare le scarpe uguali al Papa, è di cattivo gusto. Me le sono fatte fare nere, però ho messo degli inserti oro, delle cose carine. Poi... Cioè diciamo non da Papa ma da camerlengo, cioè non proprio livello quasi top. Mi rimangio tutto, questa la tagliamo da Papa e che Papa volevo dire. Esatto. Bravo. E che però Papa. molto, molto figo, cioè mi sento molto... Perché io le ho già immaginate con l'abito, perché lo smoking, sai, la finale siamo in smoking. Non da Papa, cioè non ti vesti da... Cioè, no, certo. però certo. Lo smoking che chiaramente non posso dire qua questa sera come certo. sarà, però poi io nel mio immaginario ho capito che era proprio la scarpa giusta. Bellissimo. E con l'abito. Poi niente, sono tornato in albergo, insomma ho visto degli amici, abbiamo bevuto una cosa all'Esselunga e sì, al bar dell'Esselunga, non va bene? Al bar dell'Esselunga, scusa. Aperitivo che al bar dell'Esselunga. L'Esselunga è vicino a via Condotti, lì in quella zona c'è lì. un Esselunga perché ero rimasto che l'Esselunga stava No, fuori. stava in centro, aperto anche in centro, lì vicino, vedi? quella zona lì. Sono stato a farmi a bere una cosa lì e poi che non vedevo questi amici da un po'. Sì. E poi sono arrivato in albergo, mi sono fatto una doccia, ho dormito una mezz'oretta e poi adesso eccomi qua. Perfetto. Giornata incredibile, sinceramente. Sì. E Stefano, mi sa che solo per oggi avevo una terza domanda. E mentre Stefano la fa, chiedo se mi alzate poco la mia spia, che ci sento poco. Grazie. Sì, siamo molto emozionati appunto ad averti qui e infatti la domanda è: com'è l'hotel che ti abbiamo preso per... Allora, a parte che sembra un po' un bordello. Sì, perché è tutto pieno di specchi. Glielo ha detto pure con loro, dico scusate, ma perché ci sono tutti questi specchi? C'è un gioco di specchi. Poi nell'entrata, poi sono arrivato nella camera, pure lì è pieno di specchi, quindi... Non è che è un albergo a ore, no? Perché magari sai com'è. Potrebbe essere. Vediamo stasera se trovi una sorpresa. Io una volta... no, vi devo raccontare questo perché fa molto ridere a proposito degli alberghi. Allora, avevo 19 anni, 20 anni, che vado a San Francisco perché un mio amico cameriere che lavorava con me prima di lasciarci, di andarsene in America, va là e... Vado là per un po' di tempo, circa un mesetto e mezzo, a aiutarlo. Lui lavorava in una winery. Allora vado là nel periodo della vendemmia, così aiutavo, scroccavo anche dormire, mangiare, tutte queste robe qua. Vabbè. E allora dice, andiamo, dai, prendiamoci il weekend, sabato e domenica e andiamo in città, perché noi stavamo in Napa Valley, quindi un po' fuori. Andiamo in città, allora chiaramente non è che avevamo quattrini per andare, insomma... alberghi belli, fighi. A un certo punto siamo nella Powell Street, che è quella strada che taglia, diciamo, la downtown di San Francisco con tutti i quartieri un po' così. Allora vedo un cartellone sulla strada dove pubblicizzava questo posto a $30 a notte. Minchia, $30 a notte è perfetto. Andiamo, vabbè. Si sale questa scala tutta un po' stretta. L'albergo fuori non era un granché. Da fuori, però dico vabbè, per $30 ci facciamo 2 o 3 giorni qua, dai, va bene. E ok, arriviamo in camera, non vi dico com'era la camera, a un certo punto dico dai, apro la finestra per vedere fuori, magari sai, vedo lo scorcio, i grattacieli, San Francisco, questa roba qui. Tiro sulla tapparella, guardo fuori, c'era un muro. No, interessante. La vasca da bagno, non ti dico com'era, era gialla come colore io ho dormito vestito. Ma la cosa incredibile è che a un certo punto
tutta la notte dico, cazzo, abbiamo beccato un posto veramente di merda. Cioè ogni 5 minuti si sentiva suonare un campanello di dring, poi dopo un po' sentivo una voce, dopo altri mezz'ora, dring, dico, ma che è tutto sta avanti e indietro? Cioè, alla fine scopriamo che era un albergo a ore. Cioè la gente andava su, consumava, Certo. e poi se ne andava. La cosa un po' che dopo mi ha fatto un po' strano è che io ho pensato, dico, cazzo, siamo in un albergo a ore, entrano 2 maschi, chissà che viaggio si è fatto il tipo della reception. Certo. Capito? Certo. Cioè, cosa avrà pensato? Che dovevamo andare a consumare? A consumare. Poi Però comunque San Francisco, città dell'amore, infatti. giustamente. No, cioè, però hai capito? Certo, certo. Non ho dormito tutta notte perché difatti il giorno dopo ce ne siamo andati. Ve ne siete andati, nonostante i $30 a notte. No, dopo... E è lì che hai pensato un giorno Bruno avrai un programma e insegnerai a tutta Italia come cazzo si fa l'hotellerie. Sono molto d'accordo su questo. Lì ho avuto un'illuminazione. La tua origin story. Sì, devo dire che ero giovane, quindi andavo all'avanscoperta, no? Andava bene tutto. Ci sono dei momenti, insomma, che io sono uno che da giovane ne ha combinate abbastanza. Mi sembra tutto adesso, vabbè, adesso sono un po' più anzianotto, ma ne ho combinate. Che hai combinato? Ma no, ne ho combinate, dai, ma poi ci arriviamo a raccontare un po' di storie. Vabbè. Senti, ma visto che ora ci hai parlato di questo brutto hotel, ma questo è il più brutto che hai visto di hotel in vita tua o c'è di peggio? No, ce ne sono di peggio. Questo era un po', sai, strano perché comunque, sai, essendo un albergo a ore, comunque c'era tutto un giro, c'era tutto... perché poi, sempre in quell'albergo lì, a un certo punto ho spostato il letto, c'era una scarpa da donna con un tacco a spillo rossa, poi ho trovato una catenina d'oro, e no, perché poi a un certo punto, sai, sei lì che vai a rumigare, no. Cioè, tu comunque questa vocazione ce l'avevi già da ragazzo. Sì, esatto. E quindi potevi andare in giro per l'hotel a fare Cenerentola sia con la scarpa che con la catenina d'oro intorno al collo di ogni persona a fare questa è la tua. Poi non so se trovavi il proprietario. Sì, era un po' una roba... No, ma poi ne ho fatte negli alberghi, ne ho trovati veramente in giro per il mondo, ne ho trovati veramente... Un'altra volta ho dormito in un posto in Venezuela, cioè ai confini tra il Venezuela e il Brasile, che non ti dico, era pieno di spacciatori, di gente che cambiava denaro di ogni... Cioè a un certo punto, e anche lì... Ho trovato un tipo di Parma, no, vabbè, ho trovato un tipo di Parma che mi ha detto, sai, vai da lui se devi cambiare, sai, perché dai soldi venezuelani cambiare in soldi in real brasiliani, no? Quindi ho trovato questo tipo, a un certo punto ha aperto la giacca e dentro nella giacca c'aveva tutti i tipi di soldi che potevi cambiare a seconda di cosa volevi, di cosa non volevi, scambiavi, facevi queste cose. Certo, i parmensi sono così. Era uno di Parma, ma perché uno di Parma stava là in mezzo? A vendere soldi. Era lì a vendere soldi, è un lavoro nobilissimo. Tra l'altro ho una domanda, prima abbiamo citato Masterchef, adesso abbiamo citato 4 hotel, entrambi visibili su Now TV e su Sky, diciamolo così. Facciamo le cose Ci per sarà bene. la nuova stagione che è già pronta. La nuova stagione di 4 hotel di che 4 esce hotel uscirà dopo l'estate. E sì. Masterchef segue i Masterchef, suoi bioritmi Natale, naturali ormai. Il regalo di Natale, che ormai è il regalo di Natale. E mi piace come regalo di Natale Masterchef. Sì, è una bella avete chicca detto natalizia. Sì, avete detto un sì. Allora vi piace più 4 hotel? No. Allora, no? tutti quelli che hanno detto no se ne possono anche andare. Punto. No, visto che abbiamo citato un albergo ora, avevamo una curiosità su 4 hotel che comunque hai fatto, quante puntate hai fatto? Centinaia. Sì, ho dormito credo in tipo 650 letti, una roba del genere. E quindi ti sei anche portato in giro un sacco di albergatori e albergatrici. In questa situazione di comunque sia trasferta di lavoro, si va là, si lavora, c'è anche la tensione. È mai capitato che 2 albergatori, diciamo, si piacessero? Si accoppiasse. Cioè, comunque li metti in un albergo lontano da casa e la tensione della gara, sono rivali, ci sono tutti gli ingredienti. Potrebbe essere.
Potrebbe essere, sì, potrebbe essere qualcuno. Poi sai, è chiaro che non è che si vogliono, capito? Perché sai, sono anche intelligenti, qualcuno, che ci sono delle telecamere, no? No, certo, è chiaro che... E quindi, però a un certo punto, all'inizio, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, ma all'inizio nelle prime stagioni noi avevamo delle telecamere in camera, quindi era diciamo, cioè succedeva che vedevi anche quello che succedeva di notte, Sì. mentre noi andavamo a dormire negli alberghi. Però sai, quando tu sei messo così, che sai, sei lì che stai girando, registri, quindi sei anche stanco, magari certe cose te le dimentichi. Una volta avevamo le telecamere accese, io vado in bagno, non mi ricordavo più che c'erano le telecamere accese, quindi giravo nudo in stanza, facevo le mie cose, cioè voglio dire. Poi a un certo punto il giorno dopo mi è venuto in mente, immagino chi al montaggio del Certo. programma si sarà fatto un bel Certo. film. Il fortunato al montaggio che abbia detto è il mio giorno fortunato. Esattamente. Beh, bello però questa, ma vabbè, no, basta, se no faccio sempre questa domanda. Di quelli che fanno Quale? amore. No, appunto questa degli albergatori che si accoppiano. Se sai che è successo o sospetti sia successo. No, secondo me qualcuno ha un po' trombato qualche volta. Dai, un po' sì. Poi tra di loro e poi li vedevi la mattina dopo che si giudicavano nella colazione e così, e poi si no, No, lanciavano. sai, no, Ho te ne dormito accorgi, male. qualche volta te ne accorgi perché allora all'inizio magari sai sono incazzati tra di loro, succedono cose, poi vedi che a un certo punto a metà diciamo della settimana è tutto amore, ciccia pappe cicce, capito, tutte queste robe qua. Quindi qualche giochino. E poi dicono sempre abbiamo dormito male, letti perfetti, di nuovo abbiamo dormito pochissimo. Forse Sì, colpevoli no, siete voi. però devo dire che abbiamo incontrato adesso, a parte tutto, abbiamo sempre incontrato gente molto a posto, molto seria. Infatti anche questa domanda non capita mai che perché avevo letto che in un'intervista avevi detto le prime puntate non le volevano fare, cioè gli albergatori avevano paura di farle, adesso non vedono l'ora di fare 4 hotel. È mai capitato che si candidassero dicendo noi siamo uno degli hotel, vogliamo partecipare al programma, poi arrivi e dici ragazzi ma voi dove cazzo andate? Cioè nel senso sono tutti alberghi no. seri e voi fate cacare. Abbiamo trovato dei posti veramente, delle volte abbiamo trovato anche dei posti abbastanza strani con personaggi albergatori strani, una volta mi ricordo in Piemonte, a un certo punto ti porta a fare l'attività in un sotterraneo dell'albergo che io dico ma scusa ma porti i clienti qua sotto, ma perché? Cioè capito? Proprio si sedeva, cioè, entravi dentro una grotta sotto a fare cosa soprattutto. Poi a un certo punto succede questo, magari per chi non l'ha visto, chiaramente tutti gli albergatori tendono a darti la stanza più bella, barbieri, sai? Cercano di fare sta roba qui che poi non capisco neanche perché. E a un certo punto mi danno la stanza, io comincio a fare la mia ispezione e poi mi accorgo che ci sono alcuni punti della camera chiusi a chiave. E allora lì mi si accende, perché sono chiusi a chiave? Capito? Mi parte quella roba che ho un po' la mia anima, non voglio dire cattiva, però la mia anima sporca, vabbè, No. ok. Allora inizio a rumigare, vado a rumigare, tento di aprire, non si apriva. Poi a un certo punto mi viene da guardare sotto al letto e scopro che sotto al letto ci sono dei cartoni. Dico, ma come cacchio è che ci sono dei cartoni sotto al letto in una camera dove vengono i clienti? Allora incomincio e tiro fuori, smonto tutto, sposto letti e inizio a tirare fuori i cartoni. E dentro i cartoni c'erano dei vestiti, delle robe, tutte delle robe, cappelli da strega, tutte io dicevo, poi mi sono anche pure vestito dopo, perché a me un po' piace, no? A questo punto, Questa roba. Certo. E mi sono pure vestito, mi sono messo delle robe addosso che penso fossero della proprietaria. Poi ho scoperto dopo che quella camera lì era la sua camera. Ah. Per quello c'erano ho tentato anche di aprirli, dove ho tentato di andare a zoomigare per vedere se riuscivo così, per vedere cosa c'era dentro. Perché devo dire che negli alberghi succedono delle cose delle volte molto strane. Cosa succede negli esatto. alberghi? No, succedono. Adesso sto per raccontare una cosa molto forte.
Vai. Allora, tanto lo posso dire perché adesso l'hotel è chiuso, non esiste più, quindi lavoravo a Verona, in questo albergo bellissimo, un rilasciato stupendo, una roba meravigliosa, e un posto meraviglioso. E venivano questi due clienti tedeschi, una bella coppia giovane, sui 35-40 anni, insomma 40-45 anni, insomma. Lei bellissima, molto alta, molto, molto figa, capito? Molta così. E poi c'era il suo compagno ed erano delle persone anche oltretutto molto ricche, proprietari credo di catene di supermercati in Austria, queste robe qua, sto giro qua, qualche volta arrivavano in elicottero, sai? Erano dei fighi, ma in realtà erano dei... procacciavano altre coppie. Certo. Cioè nel senso che andavano tutto molto normale, cioè niente di scandaloso, niente, cioè, capito, magari venivano ai ristoranti, stavano dei weekend, facevano così e incontravano delle altre persone, insomma, cercavano di fare amicizia delle altre persone, con altre persone. E immagino che qualche volta siano andati a una domenica a pranzo, a un certo punto questi avevano fatto il weekend e se ne erano andati. A un certo punto andiamo in mensa, era l'ora del pranzo del personale, andiamo tutti in mensa perché avevamo una mensa all'interno dove dove la gente, quelli che lavoravano, mangiavano lì tutti insieme. A un certo punto arriva giù la governante, chef, no, le devo dire questo. Allora così inizia a parlare, sa, la coppia, di qua e di là, dice, vado a rifare la stanza, apro, dice, rifai il letto, rifai il bagno, risistemi tutto, a un certo punto doveva spolverare il cassettone, sai dove si mettono via le maglie, le camicie, insomma. Apre l'ultimo cassetto in fondo ed era pieno di strumenti che si usavano per fare un certo tipo di situazione, come possiamo chiamarla? Attività. Insomma, c'erano dei falli di plastica, Certo. mutande con tutte ste robe qui. Possiamo chiamarle così. Sì. Ok, ma la cosa imbarazzante qual è stata? Che quando i due clienti si sono accorti, intanto erano tutta roba di colore, Certo. quindi erano neri, insomma, certo. Volevano, è chiaro. Compri gli oggetti che vuoi. Sì, certo. Ma la cosa folle è stata che a un certo punto questi, quando si sono accorti che avevano dimenticato queste cose, sono tornati indietro. Certo. Grandi. Per prenderseli. Posso dire che grandi. Io, però vorrei capire com'è la telefonata che hanno fatto per dire abbiamo dimenticato qualcosa. Sulla telefonata non c'ero, però è finita che se li sono venuti a prendere, perché poi la governante mi ha raccontato che sono venuti a prenderseli. Però anche come fai a dimenticarti questa cosa? Cioè, comunque... Però perché secondo me per loro era normale, capito? Loro venivano con l'elicottero a fare scambismo dalla Germania all'Italia con i loro falli di cioè, quindi era per dire che negli alberghi succedono molte cose. Certo. Se i muri parlassero. Pure facile fare scambismo quando arrivi in elicottero. Esatto. Noi ancora facciamo scambismo in motorino, che voglio dire, certo. è molto più dura. Stefano? Sì, c'ho una domanda su un'attività che tu fai, che è la richiesta extra, tipo che ne so, stai in un casale in Toscana, fai colazione e dici voglio il porridge, queste cose qua. Non c'è uno che ti dice ma che vuoi? Io ho i salumi, ho il miele da cacia e tu vuoi il porridge, ma vattene, cioè, questa cosa qui, cioè tu la fai normalmente oppure... Sì, la faccio, la faccio anche... nella vita a parte quotidiana. Il fatto che adesso faccio un po' fatica a trovare degli alberghi. Perché? Sì, devo fare sempre prenotare la mia assistente perché sennò c'hanno paura. Arriva Barbieri, no, non c'è posto, quindi sono dal ristorante prenota Barbieri, non c'è, tutto pieno, che se il ristorante è vuoto, ma come pieno? Capito? Quindi no, sto scherzando, no, devo dire che
in realtà, attenzione, 4 Hotel è un albergo, sì, anche un albergo. 4 Hotel è un programma che vuole raccontare una storia vera e soprattutto vuole aiutare gli albergatori a cambiare, no? Perché comunque ci siamo trovati, abbiamo scoperto di situazioni, pure qua anche a Roma, non facciamo tanti furbetti del quartierino. No, abbiamo scoperto tante volte, anche molti alberghi, anche qua a Roma, anche 4 stelle che non hanno neanche il bidet in camera. Brutto questo, no, è vero, io so contrario. Se non c'è il bidet divento pazzo. Pure Stefano è così. d'accordo, Però ho d'accordo. scoperto anche un'altra roba. Ho scoperto, per esempio, che gli anglosassoni, che fanno tanto i fenomeni, storie varie, fanno il bagno una volta alla settimana, alla domenica o il sabato mattina. Io vivevo quando ho avuto un brand a Londra molti anni fa e vivevo a casa di una famiglia. Questi facevano il bagno solo il sabato e la domenica. Ma negli altri giorni... No, attenzione, poi non è che sto parlando di gente, allora lui faceva il medico in un ospedale a Colchester importante, cioè vuol dire si lavavano una volta a settimana. Ma non facevano docce negli altri giorni? Cioè nel senso è solo il loro lavaggio era un bagno alla settimana? Io non li ho mai visti fare la doccia. Invece li hai visti fare il bagno? Li ho visti fare il bagno. Va bene. Certo. No, anche per avere il quadro. Sì, un po' sì. Cioè, No, certo, non è certo. che andavo a guardare mentre facevano No, il bagno, certo. sapevo che Certo. andavano a fare Certo. il bagno. Ma certo. Cioè, per dire che si Certo. facevano il bagno una volta a settimana. Quindi c'è il bidet alla fine. Noi italiani... Ma a voi piace il bagno senza il bidet? No, io per me io ho rifatto il bagno apposta solo per farmi fare il bidet. Cioè, ho speso 4.000 euro solo per mettere il bidet. Cioè, ammazza, tu che bidet hai messo, scusa? Il bidet è bellissimo. Tu te pensa credo. che io quando ho preso casa in Florida, nel quartiere, nella downtown di Fort Lauderdale, del paese dove vivo, cioè io ho cercato l'unico building che aveva il bagno con il bidet dentro, perché non c'è da nessuna parte. Cioè, ho preso casa lì perché sennò non ce la potevo fare. Sì, il popolo della Florida non mi stupisce che non sia... Poi vabbè, magari ti vai a fare il bagno in mare, vabbè, capito? Però non è Fai che le ogni tue volta cose, poi- poi vai in bagno, ogni volta ti ti fai devi il bagno. tuffare nell'oceano. Allora, io- Perché dicono, ma sai, ti fai la doccia. Cioè, se c'hai il caghetto, scusa, ti fai la doccia ogni 5 minuti. No. Ma infatti, ecco, questa Cioè, è una non lo cosa. so. Il voglio bidet è dire- un privilegio. Posso il dire bidet è una un cosa privilegio. interessante questa cosa qua, cioè quando hai vissuto appunto a Londra, hai vissuto in America, in posti senza bidet, come fai? Cioè, come ti organizzi? Io esco pazzo, giuro che esco pazzo. No, non ce la faccio, faccio di ogni. Prendo il doccino, mi lavo Però fai un lì casino. così. Fa un casino. Io pure Scusa. ci ho pensato che è un casino, no? Cioè, Ma come poi ho scoperto, l'altra roba che ho scoperto, i cessi giapponesi. sì, Siamo tornati stati. da poco da aspetta, Tokyo. un'altra Sì, sì. cagata. Attenzione, No, certo. prego. Vai. No, scusa, ma te adesso però non so che stiamo andando un po' fuori Guarda, Ma guarda. è il luogo giusto. Questo è il podcast, è proprio quel podcast lì. No, però scusa, allora tu sei nel bagno, cioè tu arrivi, ti metti a sedere nel bagno e fai le tue cose, no? Sì. Fai Quello che devi Vabbè, fare. quello che devi fare. Sì. Poi dove hai fatto quello che devi fare, te devi pure lavare. Sì. Cioè ti arrivano gli spruzzi. No, beh, esce Però un esce affare il che esce. braccio. Sì, sì, ho capito, però tu sei lì, c'hai appena Appena cagato cagato, dentro. sì, Però, sì, sì, però sì. sotto, capito? arrivano i vapori. Io ho provato. Allora, intanto c'è un telecomando in mano che per capire che cacchio devi fare, cosa succede, bisogna essere laureati No, ma in ingegneria c'è il domotica, simbolo- ma alla grande. C'è disegnato un culo, se ci fai, cioè c'è un simbolo di un Sì, verità. no, certo, Sì. però tu sei lì. Però ci sono altri 9 tasti. Allora metti Certo. vapore. Cazzo, allora pensi, ma viene il vapore caldo o il vapore freddo? No, perché minchia, il vapore ti bruci. Fa paura, fa paura. Fa la permanente. No, gli spruzzi sono caldi, sono freddi. Insomma, un gran casino. A me non piace sta roba qua. Noi siamo stati a Io Tokyo di sto alla recente. vecchia, hai capito? Io voglio sedermi Oh. sul bidet, me lavo io, Certo. gestisco io l'acqua, Certo. festa finita. Perfetto. No, questo è vero, questo è vero, questo è vero. Viva l'Italia! No, ma poi te ne racconto un'altra, sempre a 4 Hotel, grazie. A un certo punto, scusa, andiamo nelle Marche, facciamo una puntata nelle Marche. Lei è arrivata, era tutta truccata da indiana, con le... Dico, ma scusa, ma tu sei sempre così, tutti con i segni neri, vabbè. E vivevano in questo albergo in stile giapponese, dove erano forse 20 anni che non pulivano il giardino, quindi era entrare in una foresta,
ma nelle Marche, non sto scherzando. Il posto non era neanche male, però intanto per arrivare alla reception dovevi scansare di ogni rami, cose ortiche, robe che... perché loro era tutto nel loro mondo, no? Ed era tutto in stile giapponese. La cosa incredibile è che, allora, intanto abbiamo dormito nel tatami, quindi per terra un mal alla schiena, una roba. Poi dice che gli avevamo rotto il tatami, volevano 80.000 euro di danni. Vabbè, a un certo punto, ok, vado nel bagno. Allora, il bagno era all'aperto. Cioè non c'era il tetto. Minchia, facciamo un freddo della Madonna. Come faccio a farmi la doccia? Era così, era all'aperto. Poi ho scoperto che anche in Giappone, nelle vecchie case, a Kyoto, quei posti lì, i bagni sono all'aperto, non c'è con tutto il muschio, sai, queste pietre, sì, queste robe qui. Vado nel bagno per fare le mie cose, il WC, ok, era alto così, da terra, per cioè male alla schiena, cioè permettete cagare così. Beh, è una roba normale. No, un atleta bisogna essere, solo per andare in bagno. Ma era una turca oppure era proprio un bagno? No, cioè, no, c'era proprio okay. il VC normale, sì, ma era piccolo. alto così da terra. Tipo Poi c'erano tutte le pietre, i sassi, dico, ma quella è una tortura. È una roba così, quindi, ma non ha vinto. E che voto hai dato a servizio? Non non ha vinto, cazzo. Perché se aveva vinto questo, gli altri ti avevano sputato. No, non ha vinto. Che Però voto hai dato a questo posto? Che voto hai dato a questo posto? Ti ricordi? Beh, no, io delle insufficienze non ne do tante. Ma questo non avevo dato delle insufficienze, avevo dato un 6 meno. Per essere comunque garbato. sei generoso con i voti, ci sta, perché comunque sono ristoratori che si mettono in gioco. Sai, io ho fatto questo mestiere, l'albergatore, il ristoratore, lo chef, e quindi so che cosa c'è dietro. Poi mi rendo anche conto che, sai, un po' di follia, però avete notato che negli ultimi 3 o 4 anni un po' l'hotelleria italiana è cambiata? Beh, adesso noi frequentiamo moltissimo gli hotel. Nessuno per lavoro. Che ha detto sì. Magari non vanno molto. Noi campiamo in hotel per i nostri spettacoli e adesso effettivamente c'è il topper in tutti gli hotel. Cioè, proprio è una cosa. Se vai in hotel c'è il topper. È vero. Hai fatto una rivoluzione. Sono molto d'accordo sul Quella topper. è roba tua, cioè io entro, tocco, c'è il topper, dico questo è Bruno Barbieri. Che Guevara dei topper. Però c'è Sei il Che Guevara dei topper, hai fatto una rivoluzione. Diciamo. Sono molto d'accordo su questo. Sono molto d'accordo su questo. Mi piace anche questa storia. Dai. Però il topper deve essere solo in piuma d'oca, Però no, perché quelle tarroccate che fanno in Cina, quelle tutte, sai, dicono memories, tutte. No. Il topper è in piuma d'oca, festa finita. Va bene. E quello non controllo, ti dico la verità. Quando vado vedo topper dico, Bruno Barbieri, non sto là a squarciare e dire non vedo la piuma d'oca. Però io... Ma te ce l'hai a casa? No, io a casa non ce l'ho il topper. Io neanche. No, perché ho comprato il materasso nuovo e funziona Siete bene. 2 assassini. No, lo so, ma adesso lo prendo. Perché? Ma non avete il topper, ma sembra veramente... Ma perché serve necessariamente? No, fa la differenza. Ma ho una domanda. Non sto scherzando. No, ma io devo pure cambiare materasso. No, però una domanda. Io ho un divano letto per gli ospiti. La mia fantasia è che gli apro il divano letto e sopra ci metto un topper. Quindi questo topper, quando non viene usato, può stare arrotolato il topper? Sì, lo puoi piegare. Ok, allora un topper lo puoi per piegare. gli ospiti. Questo poi, vabbè, la smetto, sto guardando la mia ragazza nel pubblico, un poco professionale che poi allora lo pigliamo. Però scusa, perché anche a casa ci serve il topper? Se c'è un materasso buono? No, non è mai buono. Dici. Non è mai buono. Perché? Beh, allora, intanto, per avere un materasso buono devi investire molto denaro. Allora non è buono il mio. No. È nuovo e comunque... Guarda che ci sono anche dei materassi che costano anche 20.000 euro. No, sicuramente. No, ragazzi, c'è tutta una roba anche dietro i materassi. Poi sai, tendenzialmente io immagino che per esempio quello di casa tua sarà alto così. No, è un bel materasso. Però più di 30 centimetri? È un bel materasso alto. Però 20.000 euro che c'è sta? Un cinese che ti massaggia sotto? Rispetto per il popolo. Cioè, rispetto per il popolo. Bravo, dagli un per la 5 per Repubblica, favore. esatto. Certo. Ok.
Sì, Aspetta. cioè, Sì, ma però perché 20.000 euro? no, perché dormire col materasso molto alto fa molto meglio rispetto a un materasso piccolo, fisicamente, a livello proprio strutturale del tuo corpo. Sì, Ma- però perché 20.000 euro? No, Sì. perché sono fatti tutti in un certo modo, c'è Materiale. tutto il materiale, tutte queste cose qui. La manifattura, e dai, lui spende 20.000 euro in statue di... Comunque ti voglio Certo. raccontare anche capito. questa a proposito di alberghi, poi dopo molliamo la peste degli alberghi. Sì, perché- sì, poi la mogliamo. Allora, facciamo una puntata con gli ostelli e facciamo un ostello qua a Roma, ok? Allora, chiaramente io mi adatto perché logicamente l'ostello ti dà da dormire, devi dormire insieme a altra gente in questi stanzoni dove ci sono tutti i letti a castello, tutte queste robe qui. E non era neanche male il posto. Il problema è che quando dormo in queste situazioni qua può esserci anche qualche problema. A un certo punto c'erano saranno state una quindicina di persone quella sera lì a dormire in questo posto, mi danno la mia mi danno la mia area con il mio, dove mettevo le cose, il mio armadio, tutte queste robe qui, avevo i miei asciugamani, il sapone, danno una saponettina grande così, vabbè. A un certo punto arriva una cliente coreana, non so se era Corea del Sud o Corea del Nord. Probabilmente. Probabilmente. No, potrebbe essere No. stata anche Corea del Nord dal modo di... Ok. Insomma, a un certo punto, dopo un po', ragazzi, una puzza, un odore, una roba che io non... Allora, a un certo punto dico, sai, non volevo, poi stavamo registrando con la gente insomma, sai, non volevo fare quello che, capito, lo schizzinoso, quello che, capito, ma è arrivato Barbieri. Cioè, questa, secondo me, non si lavava i piedi da almeno 4-5 mesi. Una fiatella che veramente, ragazzi, una roba. Allora cosa faccio? Mi costruisco una capanna all'interno del mio spazio, io dormivo sopra, hai capito? E lei dormiva tipo di fianco, hai capito? Cioè, piedi contro piedi, no? Io stavo nella mia area così, lei aveva i piedi verso di me, verso i miei piedi. Una puzza, una roba, ma veramente un fiato pazzesco. Una roba assurda. Allora mi costruisco tutta una capanna con gli asciugamani e mi sono praticamente chiuso dentro a tutta la mia area con tutti gli asciugamani. Avevo proprio fatto una specie, proprio una capanna, per dirti che il problema purtroppo è che quando vai, perché io non ce l'ho, cioè, mi piace anche l'idea Dell'ostello. mi piace perché è una roba giovane, insomma, trovi un sacco di ragazzi, ti diverti, conosci, insomma. Però il problema purtroppo è che ogni tanto c'è qualcuno che non si lava e quindi Sì, certo, i problemi degli ostelli sono quello, il russare, Sì. sono quelli di solito. cioè, il russare anche lì, ragazzi, bella bomba, Io adesso purtroppo ho frequentato molto gli ostelli sia da bambino che da ragazzo e adesso sono diventato uomo e sono diventato parte del problema. Cioè, negli ostelli potrei essere io quello che russa. Ah, che puzza, pensavo. No, che puzza no. Che puzza, No. devo dire, Ok. cerco di non esserlo, però ogni Ok. tanto russo mi dispiace. Mi dispiace per le persone negli ostelli. A proposito di ostelli, Sai, cambiamo discorso. Stiamo cambiando discorso. No, volevo tornare un attimo sulla cosa che di prima. Però perché non mi hai risposto del porridge, cioè tu rompi... Sì. Scusa, vai. chiedevo. chiudi sta stiamo cosa. ancora al porridge. Lui è rimasto al perché è porridge. rimasto- Sente un No, fischio da porridge. Perché vorrei capire, devo rompere le scatole agli albergatori se non c'è che ne so, mi faccio cambiare le lenzuola 3 volte perché non sono soddisfatto, cioè come ti No. comporti tu normalmente? No, tu la io- metti sotto stress? No, non è metterlo sotto stress, è che cerco di preparare, di capire se l'albergatore è preparato a... Perché poi quando noi mettiamo in difficoltà l'albergatore, non lo vogliamo mettere in difficoltà per dire tu c'hai un albergo di merda, No, il tuo certo. albergo fa schifo, sto arrivare. Cerchiamo di fargli capire che se tu sei in un albergo e hai 11 stanze e hai 11 copriletto non va bene. Quindi cosa succede? Arriva Barbieri che ordina una camomilla alle 11:30, mezzanotte, e quando arriva il cameriere a portare la camomilla, prendo la camomilla, chiaramente inciampo nel tappeto, rovescio il tutto sulla coperta e vediamo se tu c'hai la coperta. E quindi se tu arrivi in un albergo dove spendi 600 euro a notte a dormire e non c'è un copriletto in più, c'è qualcosa che non quadra da qualche parte, e succede spessissimo.
Ok. Faccio le prove, cambio. E tornando al porridge, ogni tanto. Perché tu il porridge non lo mangi mai? No, Oh, fa bene all'intestino. va bene. Ah, cazzo, Ma fa che ne bene. so, non lo so. No, fa benissimo, Perché fibre. in hotel non ce l'ha nessuno, per questo chiedevo. Io vado in hotel e dico, come fai un porridge? Mi ha detto Barbieri, allora mi dicono, te lo faccio subito, immagino. No, però sai, tendenzialmente, ma dipende dove sei. No, in Perché è Italia. normale che se sei, che ne so, in un posto dove comunque. Io tendenzialmente cerco di ordinare delle cose che. Non che magari mi sveglio la mattina e ho voglia di. Allora dico adesso chiedo questo. Però tendenzialmente quando sono cerco di fare le colazioni a seconda dell'area geografica dove sono, cerco di. Quindi mi sembrava che in Toscana, con tutti i clienti che ci sono americani, inglesi, il porridge era normale trovarlo, no? No, chiedo. No, non lo so, chiedo, cioè, che ti hanno risposto lì? È polemico. Ti ne sono chiede come accorto. stai all'inizio e poi però il Sì, porridge. sì, sì. E lui è il Sì, no, Bruno perché io- Barbieri del podcast. Poi se il porridge lo fai un po', perché vuole anche un po' romantizzato, cioè non è che te fai lì la polentina, cioè dentro mi ci devi mettere un po' di frutti di bosco, della cannella, un po' di cose per farlo diventare un po' appetitoso, perché il porridge così fa un po' cagare, no? Sì. Sì, non è un granché. Certo. Cioè una polentina così. Consigli di farlo, cioè ai clienti di chiedere la cosa in più, quindi tu oppure dici solamente in casi No, ogni eccezionali. tanto mi piace chiederlo, chiedo cose, anche non so, le uova fatte, non so, sono che ne so, le uova alla Vesuvio, perché magari sono vicino vicino al Vesuvio, mi viene, penso che magari il cuoco ha fatto qualcosa di. No? Non lo so. No. No, chiedo con te. Io no, perché mi imbarazzo a chiedere cose. Cioè, se io macchio una coperta, dico, oddio, ti ricompro le coperte, capito? Cioè, mi sento così, io cioè, sono al contrario. Invece vedo tu che sei così audace, che dici, portamene tante di coperte, e se non c'è il topper faccio un casino. No, però magari, non so, Chiedo. cioè, ci sono delle cose che a me rompono un po' i maroni, tipo, non so, vado in un albergo, chiedo una camera con letto matrimoniale e ti accorgi che sono 2 letti singoli messi vicini, con 2 materassi singoli, e poi ci mettono una coperta, oppure sai quel salva materasso, che lo chiamano salva materasso, che tante volte lo mettono perché magari c'è qualche persona anziana che magari di notte urina, Sì. fa cose strane, capito? Che assorbe, Sì, sì. però è tutto plastica sotto, una roba che divento pazzo, ma serve solo per tenere i 2 letti. Sì, sì, Oppure sì. magari trovi quei letti che li legano, sotto legano i piedi del letto per fare il matrimoniale, poi magari arriva la coppia, arriva quelli che magari vogliono dormire con i letti separati, tagliano il filo e allargano, fanno. Robe da matti. No, ce ne sono. Capito, Sai, sì. negli alberghi succedono delle cose anche molto interessanti qualche volta. Sì. Tipo, te ne racconto un'altra Vai. che fa molto ridere. Però lì ci sono rimasto un po' così, perché però poi capisco che quando l'amore è amore, amore è amore. Chi se ne frega? Ma no? certo. A un certo punto stiamo girando una puntata e mi sembra che eravamo una puntata al mare. E a un certo punto arriviamo tutta la troupe, e quando arriva la troupe noi che giriamo una puntata nell'albergo siamo 32 persone, insomma ce n'è. A un certo punto dobbiamo girare una scena di una mia entrata dentro alla camera. Allora, situazione. Vai, dai. Corridoio, ok, con tutte le camere. A un certo punto mi dicono, devi partire in fondo per avere più prospettiva, per far vedere, insomma così. Allora mi metto. No, aspetta. Si mette, cammino. Cammino così, poi a un certo punto sento. Cioè, scusate, erano le 9:30 della mattina. E vai. Tutta una roba, cioè, ma veramente era anche molto imbarazzante, perché a un certo punto c'era tutta la troupe, non sto scherzando, e poi si sentiva proprio così, ma io non sapevo io giuro che non sapevo che cosa fare, cioè,
A un certo punto esco dal set, me ne sono andato perché mi scappava pure da ridere, perché dai, alle 9:30 della mattina succedono queste robe qui, voglio dire, soprattutto nell'area dove noi stiamo registrando. Certo. Comunque erano... 2 tedeschi. No, no, c'erano anche 2 tedeschi. No, erano una governante, una donna delle pulizie e un cameriere Giusto. che stavano facendo sesso nel sgabuzzino dove c'erano tutti i detersivi, tutta questa roba qui. Che noi a un certo punto, la cosa interessante è che i ragazzi sono stati tutti bravissimi, perché non abbiamo interrotto, li abbiamo lasciati fare, ce ne siamo andati fuori dal set tutti, hanno finito le loro cose e noi abbiamo ricominciato. Quello che mi dispiace purtroppo è che sono stati licenziati. Tutte e 2, sì. No, ragazzi, cioè questi a un certo punto erano talmente, cioè che anche la proprietà presente aveva sentito tutto questo. Sì. Certo. Però vedi loro È un peccato, la però. passione, cioè loro sapevano che si dovevano nascondere perché stavano lavorando nello sgabuzzino, però comunque hanno fatto il circo, quindi forse non aveva senso nascondersi. Se devi fare una performance canora di questo tipo, si può anche fare l'amore. La cosa veramente, voglio dire, poi a un certo punto ci sta anche che 2 si piacciono, può succedere, no? Meno male, per fortuna. Il problema è che potevano scegliere un posto diverso, cioè l'albergo era grande, ma vai in spiaggia, tanto non c'è nessuno. No? Sì. Fallo così in mare, che ne so. Lì, proprio dove eravamo noi. Sì, chiaramente sul set il giorno che viene 4 Hotel non è proprio la mossa. No, ma sì, esatto. Ma ci davano dentro di brutto, Cioè, potevate mandarla in onda a sto punto, cioè, registravate, sentiva. Capito, sta roba qui era carina, poteva. No. Sì, secondo me era comunque carino. è stato questa storia qua. Bellissima, una storia d'amore e di licenziamenti purtroppo. Chissà se adesso magari mettiamo in onda questo pezzo. Sì. Sarebbe interessante, sarebbe interessante che magari 2, cioè magari vedono la puntata e scrivono siamo noi, però chissà se possono scrivere siamo noi, vabbè, perché poi sì, esatto. Sti intrecci lavorativi sono sempre. Li possono assumere nell'hotel che abbiamo dato noi, nell'hotel pieno di specchi. Certo. L'hotel più appropriato. Di specchi per loro. Ma perché mi avete messo in un albergo così? Pensavamo che ti potesse piacere, non lo so. Ma non lo so, in realtà non so neanche qual è l'hotel, però eravamo curiosi. Ci sono delle persone che prenotano gli hotel al posto nostro. No, perché gliel'ho detto con quello della reception, dico scusi, ma perché ci sono tutti questi specchi che qua? Ti ha detto lui? Perché... mi ha detto no, perché siamo un albergo nuovo, ci piaceva l'idea di che specchi, anche un po', ma anche dentro all'ascensore, cioè voglio dire, specchi dappertutto. Tanti specchi. Vabbè. Gli specchi sono un po'... Sì, no, gli specchi possono essere un po'. Se c'è un vampiro te ne accorgi. Bravissimo. Cioè, questo è utile. Lo scopri subito. Sì. Allora, io vorrei parlare un po' di tutti i tuoi viaggi in varie fasi della tua vita. Vivi adesso a Miami, hai vissuto in vari posti e in tutti questi posti ci sono cucine e cibi diversi. Quindi ti vorrei chiedere, secondo te, qual è una cucina internazionale sottovalutata? Perché ci sono i capisaldi, c'è la cinese, anche l'italiana, e quelli là li conosciamo, ma ci sono posti dove dici, ammazza, qua non se ne parla, ma quanto si mangia bene? Guarda, io penso che questo è il mio parere personale, una delle cucine più buone in assoluto, e sì, se ne parla, ma non se ne parla poi così tanto, credo che purtroppo in questo momento, in questo paese stanno succedendo cose che ahimè purtroppo non dovrebbero succedere, però penso che la cucina libanese oggi, che non se ne parla tanto, ma credo che sia una delle cucine più interessanti, più buone, perché comunque è un mix tra le colonizzazioni francesi, inglesi, la parte del basso Mediterraneo, il mondo arabo, la cucina, la parte italiana, europea, insomma credo che sia in assoluto una delle cucine più buone al mondo, dove io ho mangiato, dove c'è mi piace molto, ma però non ha avuto probabilmente quel successo che meriterebbe. La libanese, vedi? Perché sai, tutti parlano della cucina giapponese,
La cucina giapponese non sono i roll, quella roba che mangiamo noi qua o che mangiamo in Europa. La cucina giapponese è un'altra storia. La cucina giapponese è una cucina, oltretutto, devi essere anche a livello gustativo, devi essere molto preparato, perché è una cucina piena di essenze, dura, molto forte, con quei sentori decisi che noi tendenzialmente non siamo molto abituati. Se vai a mangiare cioè se tu vai in Giappone e vai a casa di giapponesi o esci con i giapponesi, ti portano in questi posti. A me è capitato una volta, ero in una storia in Giappone che ero andato a vedere, perché io mi occupo anche un po' di moda, mi piace la moda, queste robe. Allora i giapponesi fanno molto bene i jeans, queste robe. Ero andato nella Jeans Valley, dove producono, dove ci sono tutte le lavanderie, dove c'è tutta questa roba qui, con degli stilisti giapponesi, delle persone, insomma delle gente anche importante, no? Mi portano a mangiare in campagna in questo posto super famoso, ma famoso per i giapponesi, non famoso per gli europei oppure per i turisti. C'è un posto che lo conosci solo se ti ci portano. Arriviamo in questo ristorante che era anche abbastanza lercio come idea, come situazione, non oso pensare alla cucina, ma funzionava così. Il ristorante è pienissimo, si mangiava per terra, fai finta che perché lì in Giappone non capisco perché tutto per terra si fa, non capisco questa cosa. Cioè succede questo, allora andiamo in questo ristorante, non c'è il tavolo normale, il tavolo era alto così, no? C'erano dei tavoli quadrati dove gli ospiti, le persone si sedevano intorno al tavolo, così. Poi c'erano dei fornelli in mezzo alla cucina, insomma, a questo tavolo. A un certo punto, chiaramente, decidiamo che fanno loro, insomma, un piatto molto tipico e soprattutto un piatto che queste persone che ci avevano portato, mangiavano sempre quando andavano lì. Arrivano con un pentolone grande così, ok, pieno di animali vivi dentro, conchiglioni strani, robe che con delle forme strane, ma tu non vedi il mondo animale vivo, vedi solo delle cose chiuse, delle conchiglie chiuse, insomma, cose che non si muovono, no? A un certo punto arrivano in due, uno riempie il pentolone con dell'acqua, del liquido, dell'acqua aromatizzata, con delle alghe, bla bla bla. Poi arriva un altro con un barattolo così di polvere, sembrava forse paprika o qualcosa del genere, o un misto di polvere anche con qualcosa di piccante, vuota tutto il barattolone così, tutto dentro nel pentolone sopra queste cose. Poi a un certo punto che cosa fa? Accende il fornello e se ne vanno. Quando l'acqua inizia a bollire, tutti gli animali iniziano a muoversi, a uscire dentro. Uscivano dalle conchiglie delle robe, delle cose che poi si sono cotte lì, no? Che abbiamo mangiato. Il piatto, devo dire, è interessante come idea. Però tu capisci che, a parte il discorso degli animali vivi, trova qui che è un po'... Però è una cucina che devi essere abituato, no? Cioè una vera cucina, cioè come mangiano loro. Ma dov'era questo posto? Vicino a Kyoto, in mezzo alla campagna, in mezzo... Sì. Beh, tu dire che ci siamo mangiati... Sì, siamo stati recentemente a Tokyo, ci ha portato lui a mangiare in un posto giapponese dove se prenoti in inglese ti riattaccano in faccia, e questo chef che cucinava e serviva lui per le 7 persone. Le prime 2 portate che ci ha dato era sperma di pesce. Sì. Ho detto, questa è la nostra specialità. Abbiamo detto, maestro, comunque, allora... Buono. Sperma del tonno, immagino. No, non so che... No, era... Sperma del tonno. Non abbiamo chiesto... Non era tonno, mi sa. Perché per esempio lo sperma del tonno si fa come a bistecca, no? Cioè lo sperma del tonno è come una sacca e la consistenza è che si taglia a fette. Queste erano delle sacchette che venivano fatte tipo piastrate, arrostite e poi col limone. Buone? Buono. Sì, abbiamo 2 piatti. Non possiamo farne a meno adesso. Sì, non pensiamo ad altro. Sentiamo sperma, ci viene l'acquolina. E poi invece avevamo delle curiosità anche su quando sei stato in Amazzonia. Yeah.
E là che cosa hai mangiato, che cosa hai fatto? Vabbè, lì è stata un po' una storia anche lì, perché io poi, vedi, mi attacco in situazioni anche un po' strane, nel senso che ero a Manaus, così per gli affari miei, e incontro dei tipi, c'erano anche degli italiani in mezzo, che lavoravano per la Comunità Europea e stavano facendo il ripopolamento del pirarucu, che è un pesce che è un po' utilizzato come per noi il maiale, no? Di questo pesce si mangia tutto, Sì. e con le squame ci fanno le collane, con la lingua ci fanno le grattugie per grattugiare, c'ha una lingua lunga così, e tutta ruvida, e loro le fanno essiccare, la lingua gliela tagliano, la fanno essiccare e ci fanno le grattugie, cioè ci grattugiano, che ne so, la frutta, ci grattugiano, che so, il lime, ma molto interessante. E loro stavano facendo, siccome c'era cioè gli indios facevano degli abbattimenti, insomma, stava un po' quasi sparendo, stava andando quasi in esaurimento, no, il pesce, nel senso che non se ne trovavano più. Quindi la Comunità Europea stava facendo degli studi dove praticamente costruivano sul Rio Negro, sul Rio delle Amazzoni, delle sacche, tagliavano come il fiume, costruivano delle sacche, facevano il ripopolamento dentro a queste specie di laghi a fianco per far sì che poi dopo rimettevano il pirarucu dentro. Ma è un pesce che arriva a 150 kg, cioè una bestia anche orribile, però è un pesce che mangia solo verdure, mangia solo alghe, quindi ha una forma un po' strana, però buonissimo. Te lo fanno come no, il baccalà, sai, queste cose. E poi loro facevano sempre un'altra cosa, che stavano facendo uno studio sulle api, perché ci sono questi, c'era questo posto che si chiama, mi sembra Parintis o qualcosa del genere, questo villaggio in mezzo alla foresta, dove raccoglievano questo miele che era prodotto da queste api che non pungono. Ci sono solo lì e in Congo. Certo. Quindi, chiaro, io sentivo parlare questi e così, allora mi introduco subito, hai capito? Dico, aspetta un attimo, che entro sempre dentro nella storia, capito? Mi piaceva, sono stato con loro dentro in questi villaggi e devo dire che è un posto estremamente strano ed è un posto dove tu non vedi animali, ma ci sono, non vedi gli indios, ma ci sono. Quello che ti fa un po' strano è che quando arrivi dentro in questi villaggi, che sono, non so, a 5 giorni dentro la foresta, arrivi in un villaggio e trovi i ragazzini con la maglia di Maradona, che uno dice, ma perché? Cioè, capito? Però l'Amazzonia è un posto estremamente interessante e, voglio dire, succedono tipo, prendo questo pescatore, poi sono andato altre volte, no? Dentro perché mi piaceva l'idea, mi affascinava, perché è un mondo folle, perché poi vedi a Manaus a un certo punto tu vai sul porto e sembra di stare dentro un film, tu vedi gente che va e viene, cioè esce roba dalla foresta, entra roba nella foresta, capite? È tutto uno scambio di merci che escono, entrano, fanno, brigano, ma dentro è folle, tipo, non so, a parte che non funzionano i telefonini, non va niente, Cioè, dopo 5 minuti che navighi in mezzo non sai più dove sei, cioè devi essere veramente, cioè non puoi andare solo, cioè devi essere accompagnato da una guida, da qualcuno, perché sennò non esci più, perché dentro è tutto pieno di affluenti, robe, cose. Poi a un certo punto ero con questo pescatore e altri 2 miei amici in un altro viaggio, sempre lì, perché poi sono andato un altro paio di volte perché mi piaceva l'idea. E io ho navigato il Rio delle Amazzoni al contrario, che è una roba folle, perché nel Rio delle Amazzoni succede questo: quando fanno disboscamenti, tagliano alberi, buttano tutto nel fiume e poi con la corrente viene giù verso il mare, no? E quindi noi abbiamo navigato al contrario, che sai, tronchi, robe, c'è di ogni, mulinelli in mezzo, o dentro c'è di ogni, coccodrilli, delfini, anaconde, c'è di tutto. A un certo punto, una mattina, vedo un puntino in lontananza e c'è una canoa con
dei ragazzi dentro che viene verso di noi, perché c'è tutto un ambaradan così, avanti, indietro. Arrivano questi, chiaramente capiscono che sono dei turisti a bordo. Sulla loro barchetta c'avevano un serpente che era tipo grosso così, c'è una roba tutta arrotolato. Poi avevano un coccodrillo sopra così, coccodrillino, e un bradipo. Allora, questi iniziano e dicono: no, guarda, allora intanto ti do subito $50, basta che te ne vai fuori dai maroni, che non mi basta storia. Dai, foto, facciamo foto. E mi fanno fare una foto col bradipo. No, a parte che è un animale strano. Hai presente le spazzole che si usano per pulire le scarpe, quelle insomma, aveva una specie di pelliccia durissima che è l'animale più contaminato, pieno di parassiti, perché sai, lui va lentamente e quindi è tutto pieno di roba, di cose. Me lo mettono addosso, una roba per uno schifo immondo. Vabbè. Quanto era grande sto bradipo? Sarà stato così. È alto, quindi pure grosso. Sì, una roba... Però carino, no? Comunque meglio il bradipo dell'anaconda. Cioè... No, vabbè, il serpente non ne parliamo neanche. Certo. Ma la cosa incredibile è che dentro in foresta ci sono piante carnivore. Non pestare lì perché... Poi arriviamo in un posto e dice: vi voglio portare in un posto dove ci sono infestato dai coccodrilli. Dico, vabbè, andiamo a vedere, in lontananza andiamo. Arriviamo con sta canoa da questo torrente, entriamo dentro in un altro e dice: siamo arrivati, ma non è qui, dobbiamo andare circa, dovevamo fare 100 metri. Dico: scusa, aspetta un attimo, come facciamo i 100 metri? Beh, camminando. Secondo te? Io metto i piedi dentro a bagno fino qua e cammino così, ma siamo pazzi? Ma neanche. Gli ho fatto tagliare dei gran rami e mi ero fatto fare una piccola stradina per arrivare in questo posto con i tronchi, con i rami, perché era una roba folle. Arriviamo in questo posto e io non vedevo niente, pieno, infestato di coccodrilli. Poi facevo delle foto, se tu andavi ad ingrandire la foto vedevi gli occhi, cioè tutto non vedevi niente muovere, non si muoveva niente, ma era pieno, completamente pieno. E il coccodrillo se lo mangiano? Sì, lo mangiano. L'hai mangiato? Sì, lo mangiano. Com'è il sì. coccodrillo? Sa di pollo. Sa di pollo. Vabbè, quindi buono. Sì, sa di pollo, è buono. Poi, per esempio, poi di cibi estremi ne ho mangiato, le termiti, per esempio. E come sono? Le termiti le ho mangiate in Venezuela. Sì. Stavo andando alle cascate Angel e c'era un tronco con una specie di palla attaccata e il tipo che era con me ha fatto un taglio, ci ha messo la mano dentro, è uscita la mano tutta nera e poi mi fa: vuoi assaggiarle? Proprio così, non crude. Crude, fresche. Sai, non ce la faccio. Fa la scena. Prende la mano, le schiaccia tutte così che me l'ha fatta leccare. L'ho leccato, quindi le termiti schiacciate sulla mano, forse era meglio... No, vabbè, che c'entra? Sei lì in mezzo. No, certo, figurati. Cambia niente. Erano buone? Sanno di erba bagnata. Sai di tipo... Sai quando piove che c'è quell'odore... Sì. Sanno di quella roba lì. Sanno di quell'odore lì. Ma quello Sì, ma poi... non è che era la mano di quello che stava... No, ci fanno pure la birra, Fanno pure la birra fanno la birra fermentata. E poi ho mangiato anche le culones. Le culones? Le culones... Perché si chiamano così. Io también. No, ho mangiato le culones. Le culones sono... No, non sto scherzando, si chiamano così. Sono delle formiche. Aspetta, sono delle formiche, soprattutto le trovi in Colombia, che praticamente si cibano di miele. Mangiano il miele. Ok? Quindi nell'intestino hanno il sapore del miele. Poi loro le fanno un po' tostate, che quando le mangi poi sai ti rimane il sapore del miele in bocca. Il problema è che ogni tanto nei denti c'hai qualche zampetta, qualche zampetta di culonas. Culones, sì. Certo. Sono buone. Queste sembrano buone, comunque la cosa sono belle grossettine. crunchy e col miele dentro.
un po' croccante. Sai, Eh. vedi, è già c'è il crunchy. Bravo il crunchy. Il croccante, infatti- c'è il sapore del miele. Un dessert in pratica, sì. Beh, sai, guarda, io credo che girare per il mondo sia la cosa più bella in assoluto. Cioè, sono i soldi spesi meglio. Poi io, per esempio, ho imparato una cosa a girare per il mondo, che vado via senza valigie. Sì, non porto cose, niente. Quando hai un cellulare perché ti serve, una buona carta di credito, un'assicurazione, hai le 3 cose più importanti. Poi il resto compri man mano, no? Mentre viaggi. Viaggi, poi dopo regali perché doni, magari se c'è gente che ha già bisogno. Fai queste cose qui, eviti di portare via cose, Però valigie. scusa, No? cioè tu regali le cose, cioè ti regalano delle cose all'inizio oppure le regali dopo? No, magari compro le magliette, i Bermuda, dico delle cose a caso, no? Sì. Poi magari quando le cambio che non mi servono più, magari le regali a Certo, le qualcuno. lasci là, le dici ragazzi, ho queste, se le vi lasci servono, a nell'albergo posto, dove sì. sei, le molli lì, hai capito? Qualcuno se le prende. Beh, certo. Si può fare sta cosa qui, che torniamo negli hotel. Negli hotel lasciare le cose tipo magliette, Ma cose. sai che adesso ti racconto questa, ma lo sai che c'è una storia? Che io l'ho imparata in Australia, poi ho scoperto che lo fanno pure a Londra, poi ho scoperto che lo fanno pure in America. Sai che c'è un sacco di gente che va a raccogliere quello che la gente molla, tipo che si vuole sbarazzare delle cose. Soprattutto in Australia e soprattutto in Inghilterra l'ho visto fare. Gente che si arreda pure casa. Cioè tu, per esempio, non so, a casa tu c'hai queste poltrone qua e dici, sai, le cambio. Che cosa fai? Prendi le poltrone che hai in casa e le abbandoni vicino al bidone della spazzatura. Dopo 2 minuti che le lasciate lì, spariscono. Anche a Roma c'è c'è gente che fa questo, che va in giro per la città e raccoglie sta roba qua. Ah, vedi? Sì, anche a Roma c'è un servizio di questo tipo, però è meno vabbè. Organizzato. Sì, sì. No, ma lì lo fanno un sacco. Sì, Io anche conosco a gente- New York sì. l'avevo visto, che comunque le cose, cioè devi fare Poi il si arredano trasloco, metti casa, fuori hai le cose e capito? tu passi e pigli un quadro, una poltrona, una sedia Sì, e te lo queste porti robe via. qui. Sì, sì. Sì, l'ho visto nei paesi anglosassoni lo fanno. Lo fanno. Lo fanno. Vedi. L'hai mai fatto? Allora, io ho una poltrona a casa piccola rossa su cui ho letto tutti i libri e tutti i fumetti della mia vita, che abbiamo preso quando ero bambino uscendo da scuola, me lo ricordo benissimo. C'erano queste 2 poltrone fuori in mezzo a della roba e mia madre ha detto: ah, che belle queste poltrone, le prendiamo noi. Io sospetto ad oggi che fossero lì perché delle persone stavano facendo un trasloco, cioè quelle erano le poltrone loro e mia madre le ha prese tutte e 2, ce l'ho ancora. Però forse abbiamo rubato una poltrona, non so se... Però mia madre lo fa. No, però sono curioso di questo tuo metodo, quindi tu parti senza vestiti, li compri lì e poi gli stessi vestiti che hai comprato li rilasci. Sì, cioè man mano magari vado, sai, magari quando incominci ad avere un po' di roba, magari ti liberi e poi Ok. li molli, li dai, li lasci lì, qualcuno li prende anche nell'albergo, oppure magari, non so, c'è qualcuno anche in strada, magari che, sai che oggi purtroppo c'è tanta gente in giro per il mondo, non solo qua, ma dappertutto, ma anche in America. Io per esempio quando vado al ristorante quasi sempre ordino sempre di più, poi faccio la doggy bag e la porto, anziché portarla a casa, magari sono in giro, vedo che c'è magari qualcuno, la lascio lì, magari qualche persona che dorme in strada, magari c'ha fame. Sì, anche perché in Lo America, faccio- devo dire, fanno delle porzioni costano 1 miliardo di euro le cose. In Sono America stato sono- in Texas recentemente, ordini una cosa, ti danno 5 kg di quella cosa e dici dammi la doggy bag, perché comunque ce l'hanno proprio come cultura. tutti. Ordini- Io trovo che sia molto interessante Sì. questa cosa qui, cioè nel senso che in America, anche se tu arrivi e hai finito il piatto e ti rimane un pezzettino così, cioè ti dicono scusa, la porto a casa. Tutti. Poi non so quando è a casa che fine fa, se va nel bidone o se la mangiano il giorno dopo, però tutti lo fanno. Credo che sia una cosa molto interessante perché poi il cibo non si butta, giusto? No, il cibo non si butta, va detto che loro appunto fanno delle porzioni e dici, cioè, mi stai sfidando a buttarlo perché non potrò mai mangiare questa roba. Però questa cosa del cibo che non si butta è vero. Ma infatti in generale volevo chiederti se secondo te, dal punto di vista della sostenibilità, la questione vegetariana-vegana, cioè che il mondo adesso è sempre più attento alla sostenibilità e il veganesimo parte anche da quei principi là. Come la vedi? Cioè, secondo te si va un po' in quella direzione? Guarda, io ti dico la verità,
cioè io sono diventato un po' più verde nella mia vita, ma questo credo che sia un po' invecchiando. Cioè io sono uno che ascolta parecchio il proprio corpo, no? Sento che il corpo mi dà dei segnali. Non sono uno di quei paranoici che fa gli esami del sangue ogni 15 minuti, che voglio dire, io vado dal medico, sì, certo, gli esami li faccio, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, una volta all'anno, così, però vado dal medico quando sento che ho, come posso dire, che il mio corpo mi sta dicendo qualcosa, e invecchiando un po' sono diventato un po' più verde. Io credo che bisogna, soprattutto quando si mangia, non solo perché diventi un po' più anziano, quindi ti correggi la tua alimentazione, però credo che oggi sia giusto lavorare molto anche su questo, ma anche nei ristoranti, credo. Poi sai, io non sono mai d'accordo sull'estremismo, non sono mai stato d'accordo anche professionalmente, non sono mai stato un estremista gastronomico, ho sempre cercato di fare le cose in un certo modo e lavorare in un certo modo, però credo che oggi essere anche un po' più green credo che sia molto interessante, e quindi credo che facciano bene le verdure, poi mangiate in un certo modo. Sai, io credo che la cosa importante sia quella di, anche a casa, poco ma buono. Io ho sempre dei pensieri, dico, quando si va a fare la spesa bisogna fare un po' come ci raccontavano le nostre nonne, ti fai il bigliettino, perché poi sai, quando noi andiamo al supermercato, dico al supermercato perché andiamo tutti al supermercato, no? Tu quando arrivi al supermercato fai 10 milioni di altre cose, mandi mail, mentre fai la spesa, no? C'è il tuo carrello, mentre fai la spesa guardi WhatsApp, guardi un video, mandi un messaggio, ti chiamano al telefono, fai altri 10 milioni di cose. E intanto che cosa fai? Mentre fai tutte queste cose, prendi le cose alla cassa Sì, cioè sì. riempi, e difatti il 99% dei frigoriferi di casa, compreso i vostri, sono tutti dei cimiteri, con tutta roba che o è scaduta, succede spessissimo questa cosa qua. Quindi basta solo usare il cervello, quindi tu sei a casa, decidi di andare fuori a fare la spesa, devo prendere questo, questo, questo e questo, te lo segni anche su un pezzo di carta, vai e sei già programmato. Poi mentre fai la spesa puoi fare altre cose, ma sai esattamente quello che devi prendere. Punto numero 1. Punto numero 2, quando bisogna andare un po' più spesso a fare la spesa. Gli americani su questo sono pessimi, perché fanno la spesa una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, e li vedi con questi mega carrelli giganteschi, dove dentro c'è che veramente folle. Se tu vai a vedere i supermercati in America, cioè, capisci, a me un po' piacciono, ti diverti, però il problema sono le quantità, cioè nel senso che tu vuoi prendere, non so, 2 filetti di manzo, ok? Tu vai, o vai dal macellaio, ma se prendi quelli già porzionati, sono porzioni da 15 filetti di manzo. Perché ne devo comprare 15 che me ne servono 2? Questa è una loro abitudine, poi li vedi. Invece conviene fare la spesa un po' più spesso. Capisco che non c'è tempo, però prendiamoci un po' il tempo. No? Questo credo che sia fondamentale per vivere bene, per stare bene, e soprattutto, come diceva mia nonna, che oggi è comoda, sai, le nonne fanno tutto, hanno fatto tutto, bisogna mangiare, cibarsi scusate, a seconda della stagionalità. Cioè, se tu vivi con quel concetto lì nel cervello, ti ammalerai di meno, perché la natura è tutta programmata. Allora, perché devi mangiare Io mi incazzo quando la gente mangia le fragole, ti giuro che mi incazzo come una bestia. Perché la gente mangia le fragole? Già mi incazzo col supermercato, perché trovo le fragole a dicembre, le ciliegie a dicembre? Poi sai, dici sì, arrivano da... Allora, intanto arrivano da, non mi interessa, punto. Secondo, perché le fragole sono state programmate per essere mangiate in un certo periodo dell'anno? Perché devo mangiare i cetrioli a dicembre, a gennaio? I cetrioli si mangiano in luglio e in agosto, quando il nostro corpo ha bisogno di liquidi, giusto? Allora, perché tu che poi li prendi, sono tutti vani dentro, sono tutti senza liquido, che li vedi tutti, che siamo delle gallerie, no? Dentro, sono orribili. Quindi, se noi mangiamo ricordando la stagione, ti ammali di meno, hai meno problemi.
sicuro. Ma infatti, Fate un applauso, grazie. Un applauso. No, sì, perché è così. Stefano, a questo gli serve. Sì, io ho bisogno, cioè io che me devo mangiare? Perché nel senso io sto sempre in giro o in tour e mangio male, di base mangio male, mangio i sughi pronti. Ma un po' si vede perché c'ha un strano colore di pelle. Bianco. No, mi sembra un po' sul verdastro, Verdastro. sul grigio-verde. Che me devo... non è un colore bello, grigio-verde. perché ho mangiato il pesto di pistacchio, forse è questo quello. che comunque è buono, buonissimo. Quello, sì, sono d'accordo. Che consigli? Cioè, che dieta consiglia una persona di 40 anni che mangia solo sughi pronti? Che mangia solo? Sughi pronti. Ma tu ce l'hai avuto una madre? Sì. No, nel senso che voglio dire, qualcosa ti avrà insegnato, no? Sì, ma io non ho appreso. No, che sai, non c'ho mai tempo per cucinare, mettermi là a No, imparare. però vedi, il cucinare è anche regalarsi un momento, no? Quando tu cucini per la tua fidanzata, per tua moglie, per i tuoi figli, per i tuoi amici, comunque stai dando qualcosa a qualcuno, no? Stai donando una parte di te, che può essere il tuo amore, che può essere il tuo modo di essere, il tuo modo di porti, no? Cioè, quindi non è, voglio dire, è un atto. Cucinare è un atto, è un gesto d'amore, è un sentimento, è una roba così. Quindi fatti un regalo anche te ogni tanto a te stesso, no? Ti fai una bella cenetta, ti cucini anche 2 cose, cioè voglio dire, non è che per forza, cioè che può essere anche una pasta in bianco, però quella la so fare, quella. La pasta in bianco, dico. Sì? Sì, cioè la faccio e ci metto un po' d'olio. No. Secondo me te sei anche uno che fa fatica a salare l'acqua, eh? Sì, lo sai che sì. C'è quella roba lì. È vero. Lui invece lo vedo un po' più... Lui è bravo. No, io cucino. Vedi, ma si vede che cucino. tu cucini, sì. Sì. Cucino con la mia ragazza che purtroppo è più brava di me, questo un po' mi fa rosicare, ma lo devo ammettere. Vabbè, però dai. Perché quando ci siamo conosciuti eravamo bravi uguali e poi abbiamo cucinato e lei è diventata più brava. Quindi è Poi proprio lei ha fatto uno stage da qualche parte e lì... L'ha fatti dopo, già era più brava, è proprio una questione di curiosità e purtroppo devo abbozzare, è più brava lei. A tal posso? Ho qualche domanda su Masterchef, non posso esimermi comunque sia. Che meraviglia! Allora, innanzitutto partirei dai concorrenti. Me lo vedo sempre. Una delle sensazioni che abbiamo da casa è che noi chiaramente il gioco è anche dire questa è forte, questa è una pippa, questo è un miracolato. E c'è una forte che a un certo punto che succede, puntata 4 lo eliminate e noi diciamo ma che cazzo hanno combinato, hanno eliminato il fenomeno. Voi poi avete, questo è quello che la sensazione, questo è quello che voi ci suscitate. Avete poi la sensazione anche voi che tipo ti arrivano i 4 finali e dici alla terza puntata abbiamo eliminato quel fuori classe, guarda sta pippa su 2 gambe che è arrivato allo stellato. Guarda, ti dico subito, spezziamo una lancia, quando noi eliminiamo qualcuno, cioè te puoi essere anche il più bravo del mondo, puoi essere anche il numero 1 di tutta la classe, ma se scazzi il piatto vai a casa. Quello sì, e quello fa tanto male. Fine. Ragazzi, è il gioco delle parti, no? Nel senso che tu sei qui per fare, stai facendo una gara di cucina, ci stai mettendo del tuo, quindi se fai un piatto, quest'anno c'è stata tutta questa polemica quando è stato eliminato il ragazzo di Bologna, oltretutto cinese, ha fatto un piatto sbagliato, ha fatto un piatto che non era buono e vai a casa. Cioè, poi sai, dopo ci hanno criticato, detto, fatto, brigato. Il problema è questo, cioè attenzione, Masterchef come 4 Hotel sono 2 programmi veri. Non c'è nulla di... Io non avrei mai prestato la mia professionalità, il mio modo di essere, il mio nome, la mia storia gastronomica in un programma che fosse dettato da qualcun altro con delle regole che non sono quelle per i quali io sto facendo questo lavoro, cioè il giudice. Fine. Quindi con me non passa lo straniero. Ma no. E non ti è mai capitato però di pensare ok, quello ha sbagliato il piatto, l'abbiamo eliminato, che però poi ti ritrovi che sei arrivato alla penultima puntata e dici guarda sto miracolato ancora qua sta. No, guarda, di solito io ho fatto 16 edizioni di Masterchef, ho fatto tutti i Junior Masterchef, ho fatto i Celebrity, io li ho fatti proprio tutti. Dal primo giorno che è arrivato Masterchef in Italia, io li ho fatti tutti.
ti posso garantire che in tutte le finali, degli ultimi semifinale e finale, sono sempre arrivati i migliori, sempre. Cioè non c'è storia, perché poi comunque noi, andando verso la fine del programma, alziamo il tiro. Alziamo il tiro vuol dire che anche il concorrente deve alzare il tiro, quindi subentrano situazioni, vedi, si lavora nello stellato, cioè nello stellato ci arrivi perché te lo sei meritato, e quando sei lì, fondamentalmente lì non siamo quasi neanche noi che giudichiamo la cosa, noi abbiamo un'idea, ci facciamo un'idea, però lì è lo chef che interviene, che decide chi è il migliore. Capisci? Poi dopo noi arriviamo al pressure test, e quindi succede che poi dopo c'è un'eliminazione, però non ci sono compromessi, non ci sono storie, il programma è un programma pulito. E capita mai invece che nelle esterne ci sono i commensali e che alla fine le brigate sbaglino talmente tanto e vi siete dovuti scusare con i commensali, tipo ragazzi hanno fatto un disastro? No, scusare no, però succede che a un certo punto, sai, magari devi fare da mangiare per i pescatori e voglio dire, se sei un concorrente intelligente capisci che il pescatore non mangia il piatto fighettino con la guarnissioncina, con il tocchettino, cioè vuole qualcosa di... Cioè anche lì è una strategia che il concorrente deve mettersi nella testa, cioè deve capire, ma come nei ristoranti, no? Devi capire chi hai davanti, perché se hai qualcuno devi capire chi c'è. Però è successo che hanno fatto delle porcate che, vuol dire che mannaggia, figura di merda, però sai, noi siamo i giudici. Certo. La figura l'ha fatta qualcun altro. L'hanno fatta loro. Posso... Vai. Invece tra voi giudici che rapporti c'è, al di là di quello che si vede? Ti pareva che non usciva questa domanda? No, allora guarda, ti dico, io li ho fatti tutti e ho lavorato con tutti. Da Cracco, da Bastiani, passando da Bastianic, da Klugman, Borghese, Pinco e Pallino. Credo che il trio di oggi, allora intanto io penso, ma questo è il mio parere personale, io penso che Masterchef sia un programma per 3 giudici e non per 4, nel senso che è chiaro che il programma dura 2 ore, ognuno di noi ha un minutaggio, giusto? Cioè, voglio dire, non è che uno lavora sul programma per 70 minuti e gli altri 2 ne fanno solo 20, ognuno, cioè è diviso, ognuno ha la sua parte, no? Quindi più giudici ci sono, più si accorcia il tempo e tendenzialmente 3 giudici è il sufficiente per poter costruire una storia anche col concorrente, perché quando abbiamo provato a farlo con 4, poi arriva l'ospite, diventiamo in 5, cioè tu arrivi lì davanti al piatto, lo assaggi, buono, e te ne vai, hai già fatto la tua parte. Quindi c'era anche poco senso. Credo che il trio di oggi sia il trio perfetto, nel senso che c'è molto Grazie. Siete bellissimi, addirittura arrivano urla dal pubblico. Vi abbracciano anche Antonino e Giorgio. Devo dire che è il trio dove abbiamo 3 caratteri completamente diversi, ci divertiamo molto. Che secondo me Masterchef è più bello il backstage che in realtà il programma vero, perché tutto quello che succede dietro fa molto ridere, succedono delle cose anche, voglio dire, di come la viviamo noi, perché comunque ragazzi tu arrivi alle 8 sul set, quindi ti sei alzato almeno 1 ora e mezzo prima e te ne vai a casa alle 8 di sera e delle volte stai anche ore e ore in piedi per magari fare le tue cose, quello che devi dire, quello che non devi dire, insomma c'è tutta una serie, cioè un programma bello complesso, molto più duro 4 Hotel fisicamente, molto più duro, perché comunque Masterchef è un programma che si fa in studio, 4 Hotel è un programma che fai live in giro per le città, quindi devi mettere in conto la gente, le robe. Masterchef è chiuso, è blindato, non entra nessuno, festa finita. Però succedono delle cose, io con loro ho poi io sai, sono un tipo anche molto strano, cioè io mi diverto molto, cioè io gioco molto su questo anche fuori dalle registrazioni, cioè quando arriviamo in camerino succedono cose, quindi io sto sempre, poi faccio un po',
sto anche un po' nelle mie, ma in realtà non perché voglio stare mie, perché faccio incassare loro, quando faccio la sociale, quando non ci sto con loro, magari a pranzo non vado, ma sto a 1 centimetro nel mio camerino che sta da un'altra parte, però faccio il cretino, poi io parlo rispondendo a loro dall'altra parte, mentre loro stanno pranzando insieme, insomma, cose strane, insomma, ci si diverte molto, siamo molto affiatati. E è chiaro che con Antonino c'è un feeling diverso perché siamo un po' i due, chiamiamoli meridionali, no? Io sono bolognese ma sono un po' il meridionale del nord come persona, come modo di pormi. Giorgio invece Antonino è quello che è, lo sappiamo tutti, e Giorgio è, diciamo, un po' più quello, difatti lo chiamiamo l'avvocato, lo chiamiamo insomma quello che sta un po' la regina, perché assomiglia un po' alla regina madre, no? C'è quel mood lì. E poi noi, io e Antonino lo prendiamo sempre molto in mezzo, ci divertiamo molto, cioè proprio lo prendiamo in mezzo, ci divertiamo a fare cose anche per... Lo bullizzate? Sì, lo bullizziamo. Ci piace molto, molto. Poi io bullizzo anche molto Antonino, mi rompe i coglioni in maniera... Ma veramente, io sto molto... Cioè, io sono molto, non so, magari siamo... Perché quando siamo in scena, non so, siamo tutti e tre vicini, no? In piedi, non so se avete presente il programma, se lo vedete. Io, non so, sono lì e poi siamo vicini, poi io rompo i coglioni, non so, tocco, spingo, poi gli do una pacca, robe, e quindi lui, sai, poi a me fa incazzare quando quando fa finta di niente, capito? Non so, oppure lui sta con le mani dietro, gli metto un dito, cioè, capito? Rompo i coglioni dalla mattina alla sera, è molto divertente. E poi mi mena, perché attenzione, mi mena. Gli ho detto, attenzione adesso a menare, perché potrei denunciarti. Eh sì, no, perché adesso sai che c'è tutta questa polemica sugli chef che picchiavano, beh, certo. Se mi tocchi te denuncio, punto. Quindi, abbiamo girato qualche giorno fa, a un certo punto c'è stata una scena che lui si arrabbia e io e Locatelli chiaramente eravamo d'accordo e io gli ho tirato una botta, vi giuro, con tutta la mia forza. Gli ho tirato un cartone qua, proprio qui, che lui non se n'era neanche accorto, quindi non stava teso. Mi sono fatto un male, mi friggeva la mano per almeno 7-8 minuti. Perché io ce l'ho dato veramente non ha fatto una piega. Cioè, beh, lui mi hanno fatto male. È il Bud Spencer della cucina contemporanea, certo. Io con Antonino ho un feeling, mi diverto molto. Certo. Ma è vero che a volte giocate a ping pong tra un tecco e l'altro? Sì, allora vi dico subito una roba. Vince sempre Antonino, il mondo nasce a Vico Equense, il mondo finirà a Vico Equense, Cristo la prima volta che ha messo piede sulla terra è andato a Vico Equense, la cucina... Cioè, voi siete mai stati a Vico Equense? Io sì. Ok, dovete andarci in pellegrinaggio, fate cose perché... bisogna andarci. Perché tutto è nato lì, il mondo è nato lì. Bellissima Vico Equense, bellissima questa massima. Ma scusa, io purtroppo ho altre domande su No, vai, su non c'è Masterchef. problema. Sulle tempistiche, come fanno a regolarsi? Perché io immagino ci siano anche tempistiche da televisione, cioè nel senso... Sì, ma scusa, io non ti posso dire certe cose perché, minchia, mi licenziano, sto giro mi cacciano via. No, non è che posso ma non è che- spoilerare tutto quello che succede dentro il programma. No, io mi immagino solo... lo diciamo no, poi al però massimo... dimmelo. No, dimmelo. No, mi immagino che allora la cosa è, dovete cucinano, Vuol dire, è ok, così. tagli, però tutti questi ascoltano. Ma questi quello che sono... dico. No, volevo sapere- Scusate, tutti questi. No, ma il tutti pubblico questi- ascolta quello, non volevo offendere. No, volevo solo capire... No, perché adesso mi sta portando in una roba che devo stare attento. No, se adesso mi devo mettere... Se ci sono i sulle tempi attenti, dilatati perché della televisione, perché appunto noi vediamo, vi ho fatto questo piatto, adesso metto la salsa e quello è immediato, cioè effettivamente cucinano, voi mangiate subito? Cioè, pam, pam, certo, pam. quando devi Vabbè, è mangiare. questo io. No, pensavo, allora fermi tutti, dobbiamo No, inquadrare però 50 succede piatti. delle volte dobbiamo... che magari... No, succede delle volte magari che arriviamo in un momento che... Perché ci sono delle regole, quando c'è tipo la pausa pranzo, cioè... devi finire il programma a un certo orario. No, delle volte ci si ferma anche e fai l'assaggio anche dopo, ma non cambia nulla. Non è perché è caldo e freddo cambia
No, sai, noi riusciamo a parlare di un piatto anche solo guardandolo, capisci solo guardandolo se è troppo salato, se è poco salato. Sì. In cucina ci sono delle regole che bisogna impararle e che si imparano nell'arco di una carriera, della vita, cioè io guardo l'acqua, vedo se è salata o non è salata, dove cuoci la pasta. Sì. Non è che devo stare lì sempre a assaggiarla, vedo perché bolle in un certo modo, perché cioè, il calcare con il sale si comporta in un certo modo, il calcare dell'acqua, no? Quindi te ne accorgi dalla penna. Insomma, ci sono un sacco di cose che tu impari forza di fare questo mestiere. Va bene. E ho finito le curiosità su un'altra, l'ultima domanda. Ma voi quindi assaggiate, no, il piatto e poi lo rimettete là. Quel piatto che fine fa? Cioè, se lo mangia qualcuno, lo date? No, tendenzialmente il piatto viene sempre quasi finito, oppure il piatto lo portano dipende, un piatto lo portano alla loro postazione e quando finisce tutto se lo mangiano loro. Allora che l'hanno fatto, ok. Sì. Tutta la roba viene messa, per esempio, nelle doggy bag. Loro al fine della puntata, tutto quello che loro hanno utilizzato, rimane la zucchina, rimane le cose, va finito nella doggy bag e portano via tutto. Ah, ok. E ho delle curiosità invece sulle famigerate stelle Michelin. Yeah. Nel corso degli anni, allora, la cosa degli stellati, dei ristoranti stellati, per noi, per persone comuni, la moda, anche l'interesse... No, non è la moda. Di parlarne, di andare allo stellato mi sembra sia cresciuta molto negli ultimi 10 anni, 15 anni. Ma è cambiato negli anni anche come si fa a prenderle? Sì, molto cambiato. Una volta era molto più complesso, molto più difficile. Allora, diciamo subito che le stelle Michelin sono un po' come l'Oscar nel cinema, no? Chi le prende è come prendere un Oscar, no? Tendenzialmente. Ti cambiano la vita nel ristorante, ti cambiano un sacco di cose, cioè ti fanno diventare protagonista in un mondo importante che è quello della cucina. Insomma, sono una cosa. Una volta era molto molto più complesso. Una volta era molto più, cioè c'erano molte strategie, poi sai, i giornalisti arrivavano, tu non sapevi mai chi erano, perché nessuno arriva e dice sono della guida Michelin, adesso vengo a mangiare. No, poi se sei una persona intelligente capisci, perché i clienti li studi, sai esattamente. Tendenzialmente quelli della Michelin sono un po' come, diciamo, almeno una volta erano un po' come delle specie di impiegati di banca, no? Arrivavano tutti fighettini a pranzo, non so, l'orario tipo 10 minuti prima che chiudesse il ristorante, poi tendenzialmente arrivano e l'idea è sempre quella di chiedere se tu nel menù hai, non so, allora una volta era così, prodotti tipo, non so, frattagliero, queste cose anche un po' fuori dagli schemi, no? Tendenzialmente il gourmand, il giornalista gourmand tendenzialmente cerca di prendere le robe un po' più che fai fatica anche a vendere, perché comunque vuole testare certe cose, e quindi poi alcuni ce l'avevano proprio scritto in fronte, si vedeva lontano un miglio, però è stata una bella storia, io mi sono divertito molto, non sono mai stato uno che ha lavorato per le guide, quindi io ho sempre cucinato, avevo una mia idea nel mondo gastronomico, ho sempre voluto, mi piaceva essere una corrente e tendenzialmente ho sempre cucinato non per moda, ma soprattutto per materie prime, per quello che il mercato mi dava quotidianamente. E secondo te adesso che appunto c'è quasi la moda per il pubblico, che mi ci metto in mezzo pure io, di andare nei posti Michelin, e credo sia anche aumentato il numero di stelle che vengono date, è ancora quella roba lì? Cioè io cliente, io consumatore, vedo una stella, ancora per me è una garanzia di qualcosa? È ancora una garanzia, sì, assolutamente, è ancora una garanzia. Poi sai, anche chi fa questo mestiere alla fine è una persona umana, no? Sì. Ci può essere la sera che va un po' peggio, che hai qualche problema, anche se non dovrebbe succedere, però tendenzialmente è un po' così.
ci può essere anche la giornata storta come ci può essere per tutti, e quindi può succedere che magari hai la mano un po' più pesa su qualcosa, devi dirigere un gruppo, devi dirigere tante persone che lavorano per te. Se tu pensi che io per esempio io firmo tutti i menù e faccio tutti i menù della flotta Costa, e che sono 16 navi nel mondo, 30 milioni di persone mangiano i miei menù, quindi tu capisci che quando vai a fare un menù, per esempio in una situazione del genere, tu devi capire anche chi saranno i tuoi potenziali clienti, cioè capisci, gente che arriva da tutto il mondo, quindi poi io ho sempre lavorato per esempio in aree geografiche dove c'era molto turismo, Verona, bla bla bla, e tutti questi posti dove è molto più difficile fare cucina in un ristorante, perché tendenzialmente la gente fa il mordi e fuggi, no? Io vado a Venezia, sto a Venezia un weekend, poi tornerò a Venezia fra 10 anni. Dico una cosa, no? Così. Cioè non è come magari sei a Milano, che la gente vive a Milano, abita a Milano. Tendenzialmente, sì, ci sono anche chi abita a Venezia, ma tendenzialmente a Venezia ci vai per turno, sono più i turisti che i veneziani che abitano a Venezia. E quindi devi fare un certo tipo di cucina che possa essere immediata, no? Con un racconto, con un wow il giorno che ti siedi, perché sai che quella persona tendenzialmente tornerà forse fra 1, 2, 3 anni o magari torna anche il giorno dopo, capisci? Quindi fare questo tipo di cucina è molto più difficile, molto più complesso. Stefano, Sì, visto che hai citato i menù, che posizione hai nei confronti dei menù con le foto? Questa è una mia battaglia che faccio. Beh, sai, allora, è molto complicato, però mi rendo conto, per esempio, negli Stati Uniti il 90% dei ristoranti sono tutti con le foto. Civiltà, vedi? No, non sei A te d'accordo? ti piace? Certo. Ah, ti piace con le foto? Sì, perché non capisco Sai, gli ingredienti. no, sai, questo può succedere. Beh, intanto potresti prendere qualche libro di cucina per Ma non c'è tempo. imparare no, così magari puoi cucinare certo. anche qualcosa a casa. Certo, però non capisco. Sai che io adesso che mi hai detto questa roba qui hai perso un paio di punti nei miei Lo so, ma questa me ne assumo la responsabilità perché è una mia battaglia che faccio. No, la foto è chiaro che se tu vai in Cina, vai in Vietnam, vai in certi paesi, la foto un po' tendenzialmente ti aiuta, perché non è che parli, che so, vietnamita o Sì. che ne so. Vabbè, magari c'è scritto in inglese, capisci delle cose, però ci sono anche dei prodotti che magari non hai mai visto, la foto un po' ti aiuta. Certo che se io vado a mangiare da Antonino, Cannavacciuolo, e mi arriva il menù con le foto, no. Però se c'è il menù, sai, il menù. Però mi aspetto che da Antonino arrivi il maître e mi racconti la rana e la fava. Che questo mi sta un po' sui maroni, Te lo dico. Sì, perché, sai, cioè, capito, arrivano e ti raccontano la storia del rombo chiodato, tutte ste robe, capito, perché c'hai i chiodi, cioè, capito, va bene un po', però il fatto di avere sempre qualcuno attaccato al culo che ti versa il vino, ti versa l'acqua. No, ma Io mi infatti sono un po' stancato. è per quello che ci sta meglio le foto, così non c'è nessuno, ce l'hai lì davanti, capito? E te le vedi. Beh, allora e ti fa un'idea. No? mi va anche al ristorante con le foto. Meglio. Vabbè. Poi sto in Giappone. Magari glielo dico a Antonino, perché non ti fai il menù con le foto? Ma sì, ma perché poi io dico il mio processo, io vedo una scritta, non capisco, ci stanno i pomodorini, le mandorle e non lo so, il timo. Non so come è fatto il timo. Quindi devo immaginare queste cose insieme, poi se vedo la foto dico, però mi ispira e quindi me lo prendo. Se non vedo la foto non capisco cosa sto ordinando, capito? Tendenzialmente poi nei ristoranti alla fine le foto le fanno anche tutti i clienti, quindi però è una ricerca, devi cercare, capito? Sperando che sia quella lì, poi magari la vedi su un altro sito, buonissimo, ti arriva un'altra cosa, dici, mannaggia. A te piace con le foto il menù? No, perché a me piace anche l'avventura, cioè che leggo gli ingredienti, leggo la cosa e dico questo mi sembra bello, vado e poi ogni tanto... Però io esco quella volta, voglio mangiare bene. Sì, io però ogni tanto faccio un po' come lui, mi piace anche magari se c'è delle cose che non, perché non è che io conosco tutto, no, voglio dire, conosco un po' di cose, però non è che conosco tutto. E quindi io mi faccio anche attizzare un po' anche dai nomi, magari vedo qualche nome un po' strano, con Silandro, che uno dice, Silandro che
Sì, c'è il cumino, cioè, capito? No, infatti magari ecco, se vado fuori e non prendo un piatto che sono sicuro, un piatto che è un po' avventuroso e così se uno va male l'altro sono tranquillo. E poi scopro cose nuove. No. Comunque Lui adesso prende la la mia pizza prossima da Domino's. missione sarà quella di raccontare la Sì. storia dei piatti fotografati, cioè i menù con le Sì. foto. No, oppure come fanno in Giappone, adesso ci stanno i modelli 3D che costruiscono, li Ecco, a mettono me un po' fuori. sta sulle balle il fatto, quello dove hai il QR code, no? Dove tu arrivi lì, quello perché se non c'ho il telefonino non mangio. Non no. chiedo perché sai, arrivi nel ristorante, dico scusi mi porta il menù, c'è il QR code, e se non c'ho il cellulare. Ecco, se c'è il QR code, allora mi aspetto le immagini. Sì, cioè, se sto esatto. apri il cellulare, poi fammi vedere le Però immagini. sai Esatto. anche lì, che palle, poi non capisci mai, non c'è la connessione. No, perché certo. succede Infatti anche se questo. c'è il QR code mi devi offrire anche il wifi, che è cosa che fanno molto i ristoranti cinesi, ti dicono wifi e QR code, vai, bam bam. E Sì, questo... giusto. Vabbè, questa è Più una foto. battaglia di Stefano che Sì, sulle foto. la infatti, combatterà per tutta la vita. Stefano, vuoi fare quella domanda là? Sì, dunque domanda? tu insomma sei anche nel mondo dello spettacolo da tanto tempo, hai anche lavorato sulle crociere. Quindi la mia domanda è: hai mai incontrato Berlusconi? La faccio a tutti questa domanda, non sei il solo. La fa a tutti. La domanda di riserva? Hai mai incontrato il Cavaliere? No. Anche visto da lontano? No. No, non mi è mai successo. Ok. Non mi è mai successo e sto bene anche se non l'ho incontrato. Ah, certo. Sì, certo. sì, sta No, bene poi anche senza... ognuno può pensare Certo. quello che vuole, cioè voglio dire, Penso che la non pensiamo. gli ho neanche mai fatto da mangiare. Strano che non mi abbia mai chiamato. Vabbè, magari mi chiama il figlio. Si sa Magari, mai. sì. Non si fidava, dici. Magari gli mettevi qualcosa. Chi Può lo sa? essere. Chi lo sa? Siamo in chiusura, ma c'è Ma una come siamo in chiusura? Eh sì, abbiamo fatto solo no, un'ora e avete- 50. no, non me ne frega un cazzo, scusa, mi avete fatto venire da Milano, adesso stiamo ancora qui. No, No, va bene, va bene. Vai. belli. Cioè, capito, con me non passa lo straniero, attenzione. No, va bene. Pure loro, magari c'è qualcuno che si è sbattuto, viene fuori da Roma, viene da fuori Roma, magari Sì, si è fatto sì, un po' di... allora, stiamo qui ancora un po'. Ecco, lì si alzano mani, ecco. Vedi? No, stiamo ancora qua. Stiamo. Allora, Lo intanto... so che non siete preparati, avete finito le domande. No, guarda, ce l'abbiamo ancora. sì? Sì, però Vai. intanto ti faccio questa. Abbiamo parlato di San Francisco, abbiamo parlato di viaggi, abbiamo parlato... E c'è una domanda che io faccio a tutti gli ospiti. Che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana? Con la marijuana? La marijuana, proprio lei. Io non fumo, quindi Non fumi. non ho un buon rapporto. E fumavi? No, Ah, perfetto. no, non ho mai fumato, però sono stato amico di gente che fumava, non voglio dire tossici perché non mi va. No, non diciamo tossici. No, Di consumatori. una volta però sono andato... vi devo raccontare questa. No, ero un ragazzo molto giovane. Allora, tu pensa che io sono nato in un paese che si chiama Medicina, ok, in provincia di Bologna. Avevo 17 anni, 16-17 anni, ok. A un certo punto, telegiornale, Rai 1, all'ora di pranzo. Bene, abbiamo la notizia del giorno, era che il più alto tasso di eroinomani in Italia era Medicina in provincia di Bologna. Io al telegiornale ho detto, vabbè, era per dire questa roba. Allora, un giorno vado a una festa di amici, sai, tutti i ragazzi della 15, 16, 17, 18 anni, c'era anche qualche 19enne, anche qualche 20enne. Insomma, queste feste che si facevano una volta, sai, poi allora erano momenti belli che spingevano. E niente, andiamo in questa festa in Campania, in un posto che si chiamava La Grande Quercia,
c'era una casa di campagna che era di proprietà di una famiglia, dove il figlio di queste persone aveva questa casa di campagna e organizza una festa con mezza medicina. Quindi, per dire che mondo c'era lì dentro. A un certo punto questa festa, sai, gente che si faceva canne, robe, cose, cioè bevevano robe. Io non ho mai fumato, quindi canne non me ne sono mai fatte. Vabbè, ma a parte questo, a un certo punto saranno stati verso l'una di notte, ed era un momento bello strong, A un certo punto si sente la sirena della polizia. Una macchina che arriva, fuggi, tutti che scappavano, gente che scappava. Era uno scherzo di due che avevano montato nella macchina il lampeggiante, rumore della sirena, ed erano venuti a fare un'invasione, perché sapevano che lì c'era. Era tutto finto. Meno male per i tuoi amici, tu stavi Meno male, tranquillo. io stavo tranquillo, non era Tu stavi non tranquillo. un problema. E tu, tra l'altro, in quegli anni là, non 17, però 19-20, primi anni 80, lavori nei locali, nei ristoranti della Riviera Romagnola. Yeah. Riviera Romagnola, inizio anni 80, un mito per l'Italia, una leggenda. Quindi la domanda che ti faccio è vero che in quegli anni il Riviera Romagnola si scopava? Beh, sì. Ecco. Sì, devo dire che era Io poi sono stato uno che, insomma, anche lì mi piaceva andare alle discoteche, mi piaceva andare a ballare, a fare cose, e quindi ne ho fatte anche lì di cotte e di crude. Tipo, non so, lavoravo in un albergo che si chiamava Mare Pineta, che esiste ancora oggi, 5 stelle, un posto figo, no? Che anche per arrivare lì dentro come cuoco, non come chef, come cuoco ero le prime armi, quindi non era facile entrarci dentro. Però la cosa figa qual era? Che tu alle 10 di sera finivi e te ne andavi a ballare nella Riviera, nelle discoteche, lì ce n'erano da paura, non proprio quelle vere, quelle giuste. E quindi alla mattina, quindi tornavi in autostop, non so, da Milano Marittima a Rimini in autostop, tornavi alla mattina e dovevi andare a lavorare, quindi a dormire dentro le celle frigorifere insieme all'insalata, ti imboscavi perché chiaramente eri a pezzi, no? Così. E io andavo sempre a ballare alla Baia degli Angeli, non so se conosci. Purtroppo non conosco. Vabbè, un posto stratosferico dove ci hanno suonato tutti i più grandi DJ che abbiamo avuto in quegli anni. Veramente c'era l'Ebreo, Spranga, c'è gente super top, hai capito? E la storia era questa, cioè se andavi in questa discoteca super figa, bella, c'erano tutte fatte su dei piani, c'erano delle piscine, c'erano dei materassi in pelle bianca, un posto bellissimo. Finivi di ballare alle 4, alle 5 della mattina, poi andavi a farti una dormitina all'aeroporto di Rimini, dormivi sui campi prima della pista e avevi questo sogno che vedevi gli aerei che scendevano, queste robe qua, hai capito? Questo era un po' il viaggio. Bellissimo. Mi hai descritto una scena meravigliosa. Tutto senza mai una canna. No. Beh, un po' di alcol sì, devo dire che con l'alcol, un po' di alcol sì. Un po' di alcol, devo dire anche abbastanza. Ma io ne ho fatte anche di peggio. Per esempio? Per esempio, non so, prima di arrivare in Baia, che in Baia ci andavano i fighi, ma prima di andare in Baia, quindi più giovane, io andavo a ballare in una discoteca che si chiamava La Mecca, certo. Ok, travestito da Renato Zero. Ma eri solo tu l'unico travestito o era una discoteca dove si andava travestiti? No, ci andavano anche un sacco di altri ragazzi, sì. Mascherati? No, perché io ero un sorcino. Ah, questo non lo sapevo, sorcino, quindi dicevi io mi vesto a Renato Zero, vado a ballare e faccio il panico. Cioè, hai capito? Delle robe così. E come andavi forte vestito da Renato Zero? Io spaccavo. Ma mi piaceva, cazzo, perché ero un sorcino. No, bellissima sta cosa. Andavo a vedere i concerti di Renato, cioè, mi piaceva, che t'ho da dire. È giusto. Poi sai, era una roba di quegli anni lì, dai. Sì. Ma pensavano che fossi Renato Zero tu? Oppure... No, cioè mi piaceva,
cioè eravamo un gruppo che facevamo queste ok. robe, hai capito? Chi seguivamo i nostri, eravamo dei fan. No, ma è bellissimo. Questa giusto? cosa Sorcino. l'hai mai detta a Renato Zero? No, non gliel'ho mai detto, però qualche volta mi sono messo pure la parrucca. Ah, Vabbè, Perché chiaramente, cioè, ah. no, poi una volta mi ero fatto, no, pensa a te, no, io sono veramente fuori. Una volta mi ero fatto un mantello rosso, lungo fino ai piedi, non sto scherzando, lungo fino ai piedi, con la scritta dietro Renato, perché, capito, con tutte le paillette, cioè, oh, che te da dire? No. Eravamo dei sorcini, cazzo. bellissimo. Poi era Bellissimo. ovvio che era Renato Zero, no? Diceva Renato Pozzetto, un fan di Renato Pozzetto, no? Sì, Era sì, ovvio sì. che era Renato, cioè nessuno Sì, ero un metteva fan. in dubbio. Ma poi noi abbiamo fatto cose, non so, concerti Pink Floyd, robe serie. Concerto Pink Floyd a Firenze. non quello, No, ok. a Firenze, a un'altra città Livorno. vicino. A Livorno, bravo. Minchia che concerto quello lì, ragazzi. Ecco lì con l'alcol. E tu tutto questo senza mai fare un tiro di canna. Io non fumo, scusa, non è che voglio dire, non è che. Giusto. No, Cioè, se hai uno non fatto fuma, benissimo, non però fuma. mi dici Cioè, Livorno, fatto mi bene. dici Pink Floyd, continui a unire i puntini e poi No, mi- però ti dico questo, con l'alcol devo dire che sono stato. che un po' sei andato lungo ogni tanto, Sì. da ragazzo. Sì, adesso no, ormai no, nel senso che sono una persona a posto, adulta. No, certo, in gioventù era pure anche. Poi assolutamente. concerti di David Bowie, cioè robe. David Bowie dove? A Firenze. Mi ricordo che lui era su un dondolo nel cielo, era una roba tutto vestito. Anche lì era un po', anche lì mi ero preso un po', Certo. mi piaceva. David Bowie, anche lui un po' vestito da Renato Zero col senno di poi. Sì, c'aveva questo. E il look è quello lì. Le paillette, le cose, forse copiava anche lui. Sì, però però era figo, dai. Ma no? nessuno più figo di David Bowie, si No, può cioè, dire sta vuol cosa. no, cose del Sì, genere, sì, sì. insomma. Insomma, ho fatto un po' di cose così. In questi concerti andavi in borghese oppure ti vestivi? No, in questi concerti andavamo, no, normale, però sai, poi eravamo in un gruppo bello pesante, non so, prendevamo un furgone a noleggio, poi tutti, 11 persone su un furgone da 6. Ah, certo. Ci hanno beccato pure la polizia sulla A1 Bologna-Firenze. Che vanno Sì, detto. ci avevano sgammato che ci eravamo fermati per far benzina, per mangiare qualcosa, e quindi ci hanno visto, perché loro erano lì, ci hanno visto che siamo scesi in 11 e su un furgone che ce ne stavano 6-7, capito? Dopo 500 metri, paletta, multa, robe, cose. Ho detto, ma questo è Renato Zero. Oh, ma questo è Renato Zero e t'hanno fatto passare, no? Non è- in questo non eri vestito. Lì era il concerto dei Pink Floyd. Ah, ok. E quindi Niente. Sì, lì era una roba. No, vabbè, Renato Zero è più giovane, dai. Era Sì, molto sì. più. Però era molto divertente. Vi vestivate da clown, era perfetto. sì, uscivate- infatti sembrava la macchina dei clown Sì, del sì. circo, in 11 che escono dal van. Però a me Renato Zero mi piaceva, no? No, ma No, ma Renato è Zero, lo che anzi ne salutiamo. approfittiamo per invitare di nuovo al podcast quando vuole ospite. quando Non è vuoi. ancora venuto, non è ancora successo. No, però. Ci piacerebbe tantissimo. Ma l'hai incontrato poi? No, non l'ho Non hai mai incontrato no, Renato? no, non l'ho mai incontrato così come sto incontrando voi. Cioè, però ai concerti lo vedevo, stava lì. Beh, Vabbè, Renato. fai una bella. Renato, scusa, qua c'è un sorcino vero. Però io ho fatto delle robe, ti dico. Attenzione, io ho cucinato per un sacco di cantanti, Lenny Kravitz, per Vasco Rossi, cioè voglio dire, è roba importante. Lenny Kravitz mi aveva fottuto anche, sì, mi aveva fottuto un piatto con la cloche d'argento sopra. Oh. Ma Glielo Ma sono se andato sei a richiedere. rubato una cosa? Eh no, glielo sono andato a richiedere indietro. Ah. Dove cazzo vai? Oh. Cioè sei andato nel parcheggio e Mr. Kravitz No, quando, le sì, dici- quando è uscito dall'albergo, dico, scusa, la cloche no. Ma come è uscito così con la cosa, col piatto in Oh, la mano? scena, allora, perché allora quando arrivavano gli artisti, io lavorando a Verona, in quel famoso posto Sì. dei membri, Sì. quello lì, e era un posto dove, hai capito, tutti gli artisti venivano perché c'era molta privacy, un albergo di lusso, molto figo, 5 stelle, un posto veramente molto figo, una villa palladiana, c'era un posto della Madonna, no? Un posto eccezionale. E allora gli artisti che cosa fanno? Mandano, prima di arrivare, mandano tutto quello che mandano all'hotel, tutto quello che vogliono, tutto quello che sono, insomma,
tutte le cose che vogliono fare, che vogliono avere durante la settimana, a seconda di quanto stavano. Vabbè, allora arriva Lenny Kravitz e aveva ordinato tipo 200 asciugamani, poi delle cose da mangiare e così, vabbè. Allora, prima parliamo degli asciugamani. A un certo punto ci regala dei biglietti che la proprietaria le dà alle figlie, sai, per andare a vedere in arena Lenny Kravitz. Allora, pieno di donne al concerto, di ragazze tutte che si strappavano i capelli, Lenny, sai, tutte queste robe. A un certo punto questa inizia a cantare, poi a un certo punto sudava. Quindi cosa faceva? Si asciugava il sudore con i nostri asciugamani e poi li lanciava al pubblico, alle famiglie. C'era la signora, la proprietaria dell'albergo, incazzata nera, che diceva: ecco i miei 200 asciugamani. Finito. Poi lui ordina un pollo e con le patate, vabbè, alle 6 di sera, e doveva andare in arena tipo alle 7, poi avere il concerto alle 9. A un certo punto c'era una scala dove scendeva la gente, i clienti scendevano da questa scala imponente nell'entrata, così. Allora erano tutti in fila indiana, poi c'era il penultimo era Lenny e poi c'era un'altra persona dietro. Tutti in fila, passa Lenny e poi c'era questo con il piatto, la cloche dentro il pollo che lo portava in arena. Dico, scusa, anche no, cazzo, la cloche no. Allora abbiamo fermato e abbiamo detto: scusa, la cloche anche no. Te lo copriamo con la carta trasparente, col Domopac, no? È presente? Sì. Scusa, no, gli abbiamo detto... No, certo, ridammi, certo, sì. Ci mancherebbe altro. Poi ne sono successe delle altre, te le racconto un'altra, sempre lì, Claudio Baglioni. Che salutiamo. Ciao Claudio. Ciao Claudione. Vabbè. Claudio Baglioni è stato praticamente già rompeva il cazzo, scusa il termine, rompeva le scatole per il materasso, gli abbiamo cambiato il materasso almeno 3 o 4 volte. Però tu mi insegni, c'aveva ragione. Poi ordinava, in una settimana non l'ho mai visto uscire una volta, se non quando andava tipo alle prove o... Non è mai uscito dalla stanza, prendeva il mangiare, cioè ordinava il cibo in camera, bussava alla porta, metteva fuori una mano, prendeva il vassoio e chiudeva la porta. Non ho mai capito il perché. Il misterioso Baglioni. Poi invece Zucchero, grande Zucchero, grande, un mito. Cioè Zucchero, allora viene in un ristorante, viene in un albergo 5 stelle, ristorante 2 stelle Michelin, e si porta il cuoco dietro. Si è portato lo chef dietro. Ma ti pare? Deve essere una bella provocazione se vai nel ristorante stellato e dici: c'ho il mio. Dopo però ho capito il perché. Per fortuna che si era portato lo chef dietro, perché mangiava alle 2 di mattina. Ah, ok. Ok. Fanculo. Davvero, lui è proprio atleta di dire che c'ho lo chef mio per quando devo mangiare. Grande. Poi vabbè, no, dopo Vasco, tutte queste robe, però Vasco uno a posto. Vasco mangiava di meno, no? No, Vasco mangiava solo branzini, riso integrale. Anche un atleta. Sì, tutto super. Gli altri della troupe ci davano dentro come degli sgamati. Mangiavano tutti. Vabbè, perché comunque Vasco. Però lui era. Quando canta mi sa che. Sì, la cosa che mi ha impressionato, che ho visto lui era lì per le prove, faceva le prove al Palaban di Mantova, quindi nei suoi primi, stava preparando il tour nei palazzetti, quindi era stato un mese lì da noi a Verona e poi andava a Mantova a fare le prove ogni giorno, no? Io ho visto per un mese gente che dormiva in macchina nel parcheggio dell'albergo pur di vederlo. Lui la rockstar italiana, cioè, se ce n'è una. Delle robe incredibili. La gente. Poi ho visto una ragazza aveva prenotato una stanza nell'albergo e per una settimana ho visto questa ragazza che piangeva e basta. Questa ha pianto per una settimana. È una roba normale. Poi capisco che sei fan. Io quando ero fan di Renato Zero non piangevo. No, certo. Mi mettevo la parrucca, però. Certo. No, certo, mi rimangio le cose sul porridge a questo punto. Cioè, il porridge è la cosa più normale. Il porridge è la cosa più normale. Forse sto per chiudere la puntata. Allora, la chiudiamo solo se loro sono d'accordo. Ragazzi, ragazze,
Andrei verso la chiusura, siamo a 2 ore e 10. Guarda, vi chiude la metro. C'è un bambino che dorme lì, guarda. Vabbè, se ormai dorme, Vabbè, dai, allora il bambino possiamo. ci sta. Certo. Stefano, ti ricordi? No, abbiamo gli appunti, ce ne abbiamo tante di domande. Che me devo Andiamo ricordare? avanti. The show must Hong Kong, questa è una battuta mia. Sì. Che vuol dire? Era una battuta di Forrest a mai dire nel 2008, ridevano ok. tutti, la faccio io adesso, non ride mai nessuno. Ok. Però No, ormai- vabbè, dici la cosa più, come dire, che ti ha più scioccato nella tua carriera sia negli hotel o... Prima ho una... No, vai, questa No, cosa e poi aspetta, chiudo. no, vai, che intanto penso a quello che avete detto. No, ok, ecco, c'ho una cosa sugli hotel. Noi andiamo molto negli hotel. Allora, check-in, check-out, qual è l'orario giusto, etico, a cui devono mettere check-in e check-out? Perché io quando mi dicono, guarda, è ora di fare il check-out, rosico perché vorrei fare il check-out più tardi. Poi quando vado a fare il check-in, rosico perché rosico No, sempre, sono intanto- sempre io nel allora, torto. tu se vuoi fare un long check-out puoi farlo, paghi Sì, e non c'è problema. quello sempre. Quindi c'è il braccino corto. Qual è No, l'orario? perché, cazzo, No. se vuoi È vero, stare è in vero. albergo No, è vero, un sono po' di d'accordo. più, paghi, Paga la produzione nostra, noi mi dice paghi un paio Siamo d'ore noi. in più e festa finita. No, certo, però comunque a un Il certo check-in punto... sono un po' d'accordo, che il check-in che ti dicono ok alle 3 di pomeriggio. tu dici scusa, ma se sono le 13 fammi entrare, no? E invece, no. però devi anche calcolare una cosa, devi calcolare il tempo che il cliente prima di te se n'è sì. andato. Che so sempre io, capito? la donna Io so quello che se ne va tardi e non gli fa pulire, e poi so quello che arriva presto e però, dice sai, fammi adesso entrare. poi c'è la donna delle pulizie che deve entrare dentro, la governante, devono fare i controlli, ci sta, però voglio dire, Non c'è un orario che proprio No. dovrebbe essere 11. No. Ok, va bene. È una mia battaglia, ma persa. C'è un'altra sono io nel polemica torto. allora sulla fluttuazione dei prezzi delle camere dell'hotel. Noi siamo stati una volta a Milano, che era c'era Salone il salone del del mobile. è figa. Prenotato una settimana vabbè, prima. se parla solo- io questa settimana è stato un disastro. Vabbè. Allora, intanto io sono incazzatissimo perché l'anno scorso avevo preso una casa in affitto e che mi piaceva anche, costava un botto, però dico, sai, sto in centro, sai, lavoro tutto il giorno, quando registro vado a casa, voglio stare in un bel posto, non voglio stare in un posto dove mi devo sacrificare. Quindi, e mi piaceva anche. Allora, poi sai, io sono una persona molto educata, non faccio mai casino, non faccio feste, robe, cose, cerco di... Quindi se mi affitti la casa, sai che poi me l'hai affittata e quando me ne vado, dopo 4 mesi, la casa è a posto, no? Allora gli dico col tipo, dico guarda, io se tu sei d'accordo te la fermerei già anche per la prossima stagione, quando ritorno per Masters la riprendo. Dice no, guarda, perché ho intenzione, non l'affitto perché a aprile. Poi ho scoperto che in aprile, perché c'è il salone, cioè la riaffittava il mese successivo, quindi adesso, a maggio, hai capito? Perché il mese di aprile prendono il triplo di Certo. quello. Ma poi ho scoperto anche i negozi. Cioè i negozi, molti negozi nel centro, cosa fanno? Mandano le persone che lavorano dentro magari una settimana in vacanza, forzata anche, chiudono per ferie, poi affittano lo spazio a qualcuno e si sono già fatti 2 o 3 mesi di... Cioè è una roba che mi fa un po'... Sì. No, pure noi gli hotel abbiamo pagato una volta una stanza a 600 euro Sì. per la notte, a un hotel 3 Sì, stelle, come se 4 non ci stelle. fossero domani, cioè quella Vabbè. settimana lì paghi, cioè ma anche i ristoranti e tutto, poi è diventato, guarda, questa settimana per Milano è diventato insopportabile. Non puoi fare la stessa cosa che hai miliardi fatto. di persone, poi sai io tutto camuffato, con il cappello, sì, perché poi se giri così Sì. non esco neanche. Tu non puoi fare qualcosa, cioè come hai fatto la rivoluzione per il topper, non puoi fare la rivoluzione per calmierare i prezzi. No, mi cacciano da Milano. Dici, è più forte il capitalismo del... Sì, mi cacciano certo. da Milano. Che Guevara del topper, ma non addirittura Che Guevara del topper mi piace. però non Che Guevara del calmierare i prezzi, perché purtroppo il capitalismo ancora è più No, forte però sono dei... d'accordo con te, fa un po' incazzare sta roba qua. Sì, Anche qua a Roma non è che siete messi... immagino. No, certo, sì, non è una città che ti regala niente. No, ti dicevo la cosa più scioccante, se ce l'hai, che ti è capitata in questi anni di hotel o ristoranti, non tu hai detto questa, forse è quella dei falli. Non Beh, so. quella è stata una roba molto scioccante. Sì. Sulla ristorazione
cose scioccanti non è che ne ho avute tante, nel senso che comunque ho sempre lavorato in un certo modo. La cosa scioccante è che io pensavo nel 2007 di essere un 3 stelle Michelin a Verona e non sono mai riuscito. Questa è una roba che nella mia carriera mi ha dato fastidio, nel senso che non sono mai riuscito, io ne ho prese 7, però 2, 1, non sono mai riuscito a prendere 3 in un botto, e questo un po' purtroppo oggi ormai è finita, perché ormai la mia carriera di chef è terminata, nel senso che io sono estremamente convinto che uno chef dopo 50 anni è tutto così, perché non hai più quella potenza che ti serve per gestire i ristoranti in un certo modo e fare il lavoro in un certo modo. Poi adesso magari la gente dirà: ma che cazzo stai dicendo? Io penso così, perché è un lavoro che quando hai 30 anni lo fai in un modo, quando ne hai 50 lo fai in un altro, perché fisicamente è un mestiere che ti mangia dentro, capisci? E non hai più quella forza, quella volontà, no? Quel modo di... Cioè io oggi se non vado a letto alle 11:30 di sera è un problema. Una volta potevo stare anche una settimana senza dormire che non mi succedeva nulla. Quindi lo trovo che sia molto complicato. Così. Diamo una stella ad honorem, una terza stella. Beh, facciamo un appello. Qui questa sera sembra che di energia per un ristorante ce n'hai da vendere. No, però sai, la cosa che mi ha gratificato è che io sono stato molto bravo a costruire le brigate di cucina, ho sempre avuto degli chef intorno a me, con le palle, gente veramente che oggi in giro per il mondo raccontano ancora un pezzo di storia di Bruno Barbieri. Questo mi fa stare bene, e sono molto orgoglioso di tutti i team che ho costruito, che oggi sono chef importanti che raccontano la loro storia, ma dentro la loro storia c'è anche un pezzo di Bruno Barbieri. Questo è molto bello, e su questo vi chiedo un altro applauso per Bruno Barbieri. Grazie mille. Grazie, è stato Grazie bello. Grazie che siete stati qua un paio d'ore insieme a noi. Spero che ci siamo divertiti un po' Sì, tutti. sì, sì. Ho detto un po' di cose che non le avevo mai dette a nessuno. Ma siamo molto contenti, contenti. è stato bello. Devo dire che mi piace, perché comunque mi sono sentito come a casa qua, bene, insieme a voi, questo insieme ci a fa tutto il pubblico. piacere. Allora Grazie un altro mille. applauso a Bruno Barbieri. Grazie. Se vi va, anche a Stefano Rapone, Daniele Tinti. a The Comedy Club Hacienda, fate un applauso a voi che siete tanti, anche qualcuno che dorme giustamente. Ciao a tutte e ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.